Buongiorno telespettatori, ben ritrovati con l'edizione straordinaria di Antenna 3 come ogni giorno dalle 11:30 per tutto il giorno per raccontarvi cosa accade sul fronte dell'emergenza coronavirus. Ci avviciniamo ormai al mese di emergenza, domani sarà un mese da quando è scoppiata l'epidemia, diventata ormai la pandemia, così come ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E allora il dato di stamane ci racconta del contagio che ha superato la barriera delle 4.000 persone, 4.000 casi positivi, perché il bollettino di questa mattina delle 8 regionali parla di 4.031 casi positivi in Veneto, con 12.432 persone in isolamento domiciliare. Il dato che salta all'occhio, al di là ovviamente dei tanti casi che sono aumentati nei vari cluster, pensiamo ai più 73 nel cluster di Venezia, è quel più 1 che vedete nel cluster di Vo. Si registra un nuovo contagio a Vo dopo quasi una settimana di 0 casi. Questo è un dato, insomma, da capire e da analizzare, quindi un nuovo caso nel cluster di Vo, là dove tutto di fatto è partito in Veneto. Allora più tardi sentiremo anche il sindaco Giuliano Martini per capire un po' che sta accadendo. È un dato che sarà evidenziato evidentemente anche dal governatore Luca Zaia quando ci collegheremo per il consueto punto stampa dall'unità di crisi. Poi abbiamo 834 persone ricoverate, che sono più 29 rispetto alle scorse ore, 236 persone in terapia intensiva, più 12, 223 invece i dimessi dal 21 di febbraio e 131 decessi, più 1 rispetto alle scorse ore, ed è un decesso registrato all'ospedale Borgo Roma di Verona. Questo il dato alle 8 di questa mattina, quindi oltre 4.000 casi positivi in Veneto e un nuovo caso positivo a Vo. Adesso allora, fra poco ci collegheremo con, credo, Filippo Fois e Sandro Ponchio da Marghera per anticiparci un po' quello che potrebbe essere l'argomento di oggi della conferenza stampa del governatore Zaia. Peraltro ci racconteranno anche di un caso incredibile avvenuto a Mestre, sempre in riferimento al coronavirus, ma ce lo racconterà il nostro Filippo Fois. Voglio farvi rivedere quella immagine simbolo della situazione negli ospedali, l'immagine che è stata diffusa ieri proprio dalla Regione Veneto e che riguarda l'area adiacente alle sale operatorie del Covid Hospital di Schiavonia, in provincia di Padova, attrezzata con nuovi letti di terapia intensiva. Schiavonia, come sapete, è uno degli ospedali identificati come Covid Hospital e si sta trasformando per assistere pazienti che hanno appunto un bisogno di ricovero. È stata riempita un'intera sala con nuove attrezzature proprio per far fronte all'emergenza. Il contagio continua ad aumentare. Vi faccio vedere anche il banner cosiddetto per donare alla Regione Veneto qualunque cosa possiate donare. Ecco qui, questo è il banner con l'IBAN, lo teniamo un attimo in sovraimpressione per dare il tempo alle persone, a chi non l'ha ancora potuto vedere con attenzione, di segnarsi il numero, il codice IBAN e la causale intestato alla Regione del Veneto. Lo ha detto anche ieri il governatore Zaia, ringraziamo tutti, sono tutti grandi donatori, poi ovviamente a livello di sostanza c'è chi può dare quello che può dare, e poi ai grandi donatori, a coloro che insomma possono dare più sostanza alla loro donazione perché ne hanno le capacità economiche, l'appello è stato quello di direttamente acquistare vere e proprie terapie intensive, perché ce n'è davvero bisogno. Questo dunque i riferimenti per donare. E lo sappiamo, i veneti in questi momenti tirano fuori davvero il meglio di loro stessi. Allora io vedo Filippo Fois collegato davanti alla sede dell'unità di crisi, diventata ormai quasi casa tua, Filippo, vero?
Sì, direi casa nostra, visto che in questa vicenda oramai siamo tutti sulla stessa barca e in effetti oramai insomma, siamo quasi a un mese di fronte a quello che è diventato il cuore della crisi che si sta vivendo nella nostra regione con il coronavirus, ma anche il centro dal quale si prendono tutte le decisioni per contrastare questa emergenza. Tra poco ci sarà l'abituale punto stampa del Presidente Zaia, tra l'altro vi ricordiamo, avete seguito la conferenza stampa di ieri nella quale anche il Presidente della Regione del Veneto ha chiesto misure più stringenti sulle uscite di casa, purtroppo nonostante i ripetuti appelli e già le restrizioni che sono state imposte in queste settimane, per cui si può uscire di casa solamente per comprovati motivi lavorativi, per motivi di salute oppure per fare la spesa, ancora si vede un po' troppa gente in giro, lo diciamo anche qui a Venezia e a Mestre. Oggi per esempio abbiamo visto un pochino più di movimento anche fuori dai supermercati, anche se questo potrebbe essere giustificabile dal fatto che, come sapete, domenica anche i negozi di alimentari rimarranno chiusi, per cui probabilmente la gente si è anche mobilitata per fare le scorte. Tra l'altro proprio per quello che riguarda i supermercati c'è una notizia qui a Venezia, anzi a Mestre, che ha destato un certo scalpore, è avvenuto alla Lidl del Terraglio a Mestre. Cosa è successo? Una cassiera ha fatto osservare a due clienti che non stavano tenendo la distanza di sicurezza, che come sapete è di circa 1 metro, poco più, e per tutta risposta una di queste due persone ha tossito deliberatamente in faccia alla cassiera. Ora poi è stata avvisata la polizia, dal controllo dei dati della questura è addirittura risultato che questa persona, la persona che ha tossito, era risultata positiva al coronavirus. Questo naturalmente ha provocato un forte allarme in tutte le persone che lavorano lì. La cassiera è stata messa in quarantena volontaria, diciamo in isolamento volontario, e anche dai sindacati si chiede il tampone a tutti i dipendenti della struttura, che a questo punto quindi potrebbe addirittura chiudere. Per cui, come vedete, l'allarme continua a rimanere alto e i comportamenti anche dei singoli, che purtroppo pesano, in questo caso non sempre sono consoni a quella che è la gravità del momento, anzi in questo caso addirittura sono passibili di denuncia, così come è stato fatto tra l'altro. Quindi ecco, sì, immagino che questa persona avrà delle conseguenze penali. Sì, anche, sì. Tra l'altro, come sapete, bastava semplicemente il fatto che si fosse allontanata dal domicilio in queste condizioni o comunque dalla struttura in cui era stata rilevata la sua positività perché venissero assunti dei provvedimenti. Questa, se vogliamo, è un ulteriore aggravante, sconcertante peraltro sul comportamento di questa donna. Tu ci dicevi, insomma, hai visto un po' più di movimento lungo le strade, peraltro Venezia oggi registra, stando al dato del bollettino, il maggior numero di incremento di casi positivi, il cluster di Venezia a più 73. Sì, esatto, un pochino più di movimento, sì, ci siamo domandati il perché, abbiamo concluso un po', questa è la nostra ipotesi, che si tratti del motivo che vi dicevo prima, vale a dire il fatto che differentemente a quello che è accaduto in questi ultimi fine settimana, domenica anche la grande distribuzione, i negozi di alimentari della grande distribuzione rimarranno chiusi, per cui insomma si potrebbe motivare così. Noi abbiamo visto più che altro che i parcheggi di alcuni supermercati erano pieni, molto più di quello che vediamo in genere, probabilmente si tratta di questo. Certo è che comunque, prima abbiamo esordito parlando dell'appello che continua a venire fatto anche dal Presidente della Regione a rimanere a casa, non tutti lo ascoltano, anche a Venezia ci sono alcuni centri, ci riferiamo per esempio a Via Garibaldi, a Castello, oppure a Rio Terra San Leonardo, a Cannaregio, che sono ancora due zone di Venezia molto abitate in cui delle quali circolano fotografie o filmati anche in rete in cui si vede che la gente continua a uscire più o meno come se nulla fosse. Sì, è vero che sono un pochino di meno rispetto al normale, è vero che spesso mantengono le distanze, però insomma anche la spesa dovrebbe essere fatta ogni 3 o 4 giorni, ogni 5 giorni, non con la quotidianità che c'era prima, insomma, per cui purtroppo rimane una parte della popolazione anche qui
nel comune di Venezia, che non ha recepito appieno gli appelli a rimanere a casa che sono stati detti, direi, proprio in tutte le salse, per cui potrebbe capitare appunto nelle prossime ore, lo annunciava ieri il Presidente Zaia, che vengano assunte delle restrizioni ancora più forti rispetto a quelle che sono in vigore oggi. Potrebbero essere per esempio quelle e sicuramente saranno sull'attività sportiva all'aperto, è ancora pieno di gente anche qui a Mestre che fa jogging, che va in giro in bicicletta, e spesso poi naturalmente quando si va nei parchi si formano dei capannelli di persone che si incontrano, si conoscono, per cui inevitabilmente si fermano a parlare, ed è proprio quello che bisognerebbe evitare. Quindi molto probabilmente la conferenza stampa avverterà anche sull'annunciata, almeno lo ha detto ieri, annunciata nuova ordinanza, peraltro come ha fatto già ieri Federica, il collega del Friuli Venezia Giulia. Allora grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponca, allora ci ricolleghiamo più tardi quando sarà il momento di sentire dalle parole vive, dalle parole del governatore Zaia quali sono le novità. Chiaramente se hai aggiornamenti, se hai novità richiedici pure la linea. Adesso abbiamo al telefono Lorenzo Maia. Lorenzo, vengo subito da te, volevo solo dire questo a proposito delle restrizioni, insomma il governo appunto sta pensando a nuove restrizioni, è ancora in fase di elaborazione, poi sentiremo anche il ministro degli esteri Di Maio, però appunto c'è chi anticipa, lo ha fatto Federica, lo vedremo fra poco, e probabilmente lo farà Zaia. C'è l'ipotesi, anzi la decisione di utilizzare anche uomini dell'esercito, e le forze armate sono pronte a fare la loro parte, ha detto il ministro della difesa Lorenzo Guerini. Ha confermato piena disponibilità all'utilizzo dei militari impegnati in strade sicure. Esercito già arrivato in alcuni contingenti in Campania e in Sicilia. Oggi si risponderà al governatore Fontana della Lombardia, nei prossimi giorni anche a Roma. E altro elemento, lo affronteremo fra poco, quello della scuola. Ieri abbiamo parlato di questo perché il ministro Lucia Azzolina ha detto si va verso la proroga oltre il 3 aprile, non c'è ancora una data di riapertura, il governo sta lavorando a questa data di riapertura, agli scenari possibili. C'è anche il Ministero dell'istruzione, ha sul tavolo anche l'ipotesi estrema, cioè quello di non riaprire, quindi tornare direttamente in classe a settembre, ma è appunto una ipotesi. Poi sentiremo anche su questo cosa ci ha detto ieri l'assessore regionale all'istruzione Donazzan. Lorenzo Maier da Venezia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, tu ti dicevi hai novità dal patriarcato? Sì, volevo così darvi conto di un gesto importante che è arrivato, a cui conferma è arrivata ieri sera il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ricordiamo è anche il presidente della conferenza episcopale triveneta della CEI. A nome del patriarcato di Venezia della diocesi ha disposto una donazione per gli ospedali Covid Center, chiamiamoli così, e che sono nel territorio del patriarcato di Venezia, ovvero sia Villa Salus a Mestre, l'ospedale di Dolo e quello di Jesolo. Una donazione e un contributo economico, insomma un gesto importante che volevo sottolineare, perché appunto anche la diocesi ha voluto così dimostrare concretamente a queste strutture di cura che in questi giorni sono in prima linea, e destinare un contributo economico da parte della diocesi per rafforzare i dispositivi di cui c'è bisogno in questo difficile momento. Ecco, per cui volevo raccontarvi che anche il patriarca di Venezia ha voluto così dimostrare la sua vicinanza concreta alle strutture di cura che sono nel territorio del patriarcato, dopo che la settimana scorsa aveva inviato un messaggio molto bello ai medici. Quindi si è passati un po' dalle parole ai fatti. Poi il patriarca domenica, lo ricordiamo, celebrerà l'Eucaristia dalla chiesa di Santa Lucia a Venezia, che si trova proprio di fronte alla stazione dei treni, che è una chiesa molto importante perché un po' è anche un baluardo tra la città d'acqua e quella di terra, ecco, dove si uniscono queste due realtà. Questo intanto volevo dirvi. Sì. No, volevo solo dire, celebrazione che come sempre, come ogni domenica ormai mostreremo in diretta sia su Antena 3 che su Rete Veneta. Dimmi pure. Ecco, appunto, volevo darvi conto di questo per raccontare ai nostri telespettatori che comunque ci sono anche dei gesti importanti, perché c'è tutta la città di Venezia e anche la diocesi, ecco, ma tutta la città a fianco delle strutture
delle sue strutture di cura principali degli ospedali. Ecco. Per quanto riguarda, mi collego un attimo alla stretta di cui si parlava di tutti da studio e anche Filippo Foris, anche qui dal Lido è arrivato ieri un duro richiamo da parte di un capogruppo della municipalità che chiede che anche qui ci possano essere controlli più stringenti, dicendo che probabilmente non è sufficiente anche la sanzione che incorre chi eventualmente viene trovato fuori senza un valido motivo, quindi chiede di inasprire anche le pene. Ultimissima cosa, mi sono venute in mente in questi giorni anche un po' le parole di Petra Vidali, lo ricordiamo, la studentessa veneziana che ha affrontato la quarantena perché era stata in Cina, ha affrontato la quarantena alla Speranza di Roma, la quale nei giorni scorsi ha detto che appunto le misure che ci sono in Italia, secondo lei che ha vissuto anche l'esperienza cinese in diretta, non erano sufficienti. Certo. Grazie Lorenzo Maier, grazie, allora ci risentiremo più tardi, grazie davvero per il tuo contributo. Volevo tornare un attimo sulla questione dei contagi, perché appunto più tardi sentiremo anche il sindaco di Vo Euganeo. Il nuovo contagio a Vo spaventa perché era un focolaio che pareva spento e quindi è un elemento che indubbiamente preoccupa. Non sono mancate discussioni e dibattiti sulla questione mascherine, lo sapete insomma in questi giorni sono in distribuzione, ieri lo ha spiegato bene anche il governatore Zaia e anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Sarà una distribuzione insomma a cura dei sindaci e della protezione civile. Non sono mancate le polemiche anche sull'utilizzo di queste mascherine, dispositivo non di protezione eccetera. Allora una risposta è arrivata direttamente dal capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli ieri in conferenza stampa a una domanda di una giornalista. Allora sentite questo passaggio. Buonasera, sono Claudia Fusani per Tiscali News. Parliamo di mascherine. Allora, Zaia in Veneto ha fatto stampare da uno stampatore privato, qualche decina di migliaia di mascherine e le sta dando con la scritta sopra Veneto, nel senso che sono fatte dalla Regione Veneto. Volevamo capire se queste mascherine sono reali, nel senso possono essere intese come reali mascherine che possono proteggere, quindi hanno il loro significato e uso reale, oppure essendo fatte da un privato, uno stampatore, tra l'altro uno che stampa libri, molto importante, ma che non ha una competenza in materia, se devono essere considerate non idonee, perché invece in questo momento sono distribuite nella Regione Veneto. E se è possibile, a che punto siamo con le mascherine? Il decreto è in gazzetta da 48 ore, ci sono molti carichi fermi alle dogane, cosa sta perché tutto fermo in questo modo e soprattutto il Veneto? Grazie. Allora guardi, intanto bisogna distinguere mascherine e mascherine. Le mascherine chirurgiche e quelle che vanno negli ospedali, che sono le famose e famigerate FFP2 e FFP3, sono delle mascherine che vengono utilizzate dal personale sanitario. Poi ci sono altri tipi di mascherine, che sono quelle che consentono di limitare la diffusione del droplet, e quindi sono tutte quelle mascherine che... Sì. C'è scritto su queste mascherine c'è scritto che non sono un dispositivo di protezione individuale. Esatto, sto spiegando, sto dicendo questo, ed è previsto anche dall'articolo 16 del decreto legge appena varato l'altro giorno, la possibilità di produrre e utilizzare mascherine che limitano la diffusione del droplet, ma non possono essere utilizzate dal personale sanitario. Sono utilizzate da tutte le altre persone che vogliono in qualche modo evitare la diffusione del contagio, ma in quel caso va sempre rispettata una distanza che è quella che è indicata, e
delle regole di prudenza che sono state date. È un qualcosa di più rispetto a non portare nulla. Avete capito? Avete capito. Allora, Chiara Gaiani al telefono da Merlara per parlarci di una situazione critica. Chiara? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Allora, spiegaci cosa sta accadendo. Allora, penso che sia a conoscenza di tutti la situazione molto grave che si sta verificando all'interno di una casa di riposo, è un IPAB, Pietro e Santa Scarmignana di Merlara, una struttura che fino a poco tempo fa ospitava 74 anziani. Qui purtroppo è sorto un vero e proprio cluster, c'è una sorta di hub ormai all'interno, ci ha appena detto il sindaco Claudia Corradin, che aggiorna quotidianamente una sorta di bollettino di guerra sulla sua pagina Facebook. Purtroppo nella notte sono morte 3 persone, sono 3 anziani. Una persona è morta in ospedale, 2 persone sono morte in struttura, si tratta di un uomo e di 2 donne, uno dei quali era residente anche a Merlara, uno di questi 3. Tutti gli anziani che adesso in questo momento, ci ha detto il sindaco, sono 60, sono positivi al tampone e sono positivi anche 25 dei 46 operatori che lavorano all'interno. È una situazione quindi davvero drammatica, molto difficile sia dal punto di vista della cura degli anziani, dell'assistenza, sia anche per le difficoltà del personale che opera all'interno e che sta facendo turni massacranti. Il direttore, il vice direttore sono presenti sostanzialmente all'interno della struttura 24 ore su 24, dal sindaco che abbiamo sentito un forte appello alla regione perché sia in grado, se possibile, di mandare del personale per poter ovviamente dare anche dei turni di riposo a chi è rimasto in servizio. Tenete conto che su 46 operatori 25 positivi significa più della metà. Peraltro ci raccontava il sindaco che alcuni per problemi di salute o che non stanno in questo momento recandosi nella struttura, e comunque ci sono ancora 60 anziani, tutti positivi, all'interno da seguire e da curare. Sappiamo che sono anche le persone più fragili. Grazie a Chiara Gaiani davvero per il tuo spaccato della situazione a Merlara. Come ci raccontavi tu, la situazione è davvero critica. Grazie e buon lavoro a Chiara Gaiani. Allora, dicevamo, conferenza stampa di Zaia fra poco. Probabilmente, lo sapremo fra poco, forse annuncerà nuove ordinanze, una nuova ordinanza, una nuova stretta, restrizioni, insomma, perché il messaggio evidentemente non è stato recepito. Lo ha anticipato il suo collega Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia, che ieri ha fatto questo annuncio via Facebook. Allora, vediamo Fedriga e l'ordinanza del Friuli Venezia Giulia. Oggi ho firmato una nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia. È importante fare tutti la nostra parte al fine di contenere l'epidemia di coronavirus. E per questo nella nuova ordinanza è previsto che dalla giornata di domani sarà vietato uscire per fare passeggiate o attività sportive. Si potrà uscire solo per le necessità previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero motivi sanitari, approvvigionarci di cibo oppure recarsi al lavoro. I sindaci dovranno chiudere tutte quelle aree che sono elementi di aggregazione di più persone, come per esempio i parchi. Inoltre, nella giornata di domenica sarà fatto divieto di aprire per qualsiasi esercizio commerciale, alimentari compresi, quindi domenica non sarà possibile fare la spesa. Ci sarà un'eccezione soltanto per le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Infine sarà fatto divieto in tutti i giorni della settimana di entrare negli esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, come per esempio i supermercati, per più di una persona per famiglia. C'è solamente l'eccezione per chi assiste persone non autosufficienti oppure ha dei bambini a carico che non può ovviamente lasciare da soli. È importante rispettare le regole.
Se tutti non ci impegniamo, il virus non si ferma e la vita normale non potrà tornare ad essere presente nel nostro territorio. Per fare ripartire l'economia, ma soprattutto per tutelare la salute di tutti i cittadini, dobbiamo impegnarci ognuno, non prendere sotto gamba la questione. Purtroppo i contagi continuano ad aumentare. Purtroppo le persone in terapia intensiva continuano ad aumentare e non abbiamo giustificazioni nella nostra regione, perché vediamo quello che sta accadendo dalle altre parti dove il virus è partito prima e le attività di contrasto al virus sono partite dopo. Quindi noi sappiamo quello che può accadere ed è motivo in più per contrastare prima che fatti drammatici possano avvenire anche nella nostra regione. Chiedo l'impegno da parte di tutti. È un messaggio che lancio a tutti i cittadini di questa regione. Impegniamoci insieme. Se tutti facciamo la nostra parte, si potrà uscire in fretta e bene da questa situazione. Ma se ognuno pensa che tanto c'è qualcun altro che si impegna al posto suo, la situazione non si risolve e tutti pagheremo le conseguenze, anche magari chi non ha colpa. Quindi vi ringrazio per l'impegno che ci metterete, perché il Friuli Venezia Giulia è stato grande, è grande e tornerà grande. Dimostriamolo con i fatti della vita quotidiana. Grazie. Queste le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ieri. Intanto a Vicenza, stop a Vicenza la circolazione sulle piste ciclopedonali a chi non si sposta per necessità, l'utilizzo delle panchine pubbliche e l'ingresso negli orti urbani. Questi divieti introdotti fino al 3 aprile dal sindaco di Vicenza Francesco Rucco per dare un'ulteriore stretta ai comportamenti a rischio contagio coronavirus. Per chi non osserva questo prescritto è prevista la denuncia penale. Non sono decisioni che prendo a cuor leggero, ha commentato il sindaco, ma la gravità della situazione richiede massimo rigore a tutela della salute di tutti i cittadini, a partire dai più fragili. Mi auguro che questa ordinanza venga compresa e immediatamente rispettata insieme a tutte le altre disposizioni già in vigore. Dico fin d'ora che anche nel fine settimana ci saranno controlli rigorosi e denunce. I dispositivi come le mascherine sono utili, restare a casa invece è essenziale. A Vicenza dunque stop alle piste ciclopedonali, insomma l'utilizzo della bici e anche all'uso delle panchine. A Padova, non so se abbiamo già pronto il servizio, il sindaco ha fatto chiudere gli argini alle passeggiate. Abbiamo il servizio argini chiusi da Padova, eccolo. Prima la salute, è a questo che tutti dobbiamo pensare. È una scelta a tutela di tutti i cittadini, runners compresi. Non usa giri di parole il sindaco di Padova Sergio Giordani, annunciando l'ordinanza di chiusura di 12 argini cittadini, in cui fino al venir meno dello stato di emergenza epidemiologica sarà vietato il transito di persone a piedi o in bici. 12 quelli interessati, tra cui Lungargine Scaricatore, Lungargine Terra Negra, la passeggiata Cammino dei Giusti nel Mondo, Lungargine del Piovego, l'argine sinistra Brentella. A tutti i sindaci della provincia l'invito era arrivato già martedì scorso dal prefetto. Qualcuno aveva provveduto lo scorso fine settimana, molte le ordinanze che si stanno susseguendo in queste ore. Non potevamo tollerare il bis di sabato e domenica scorsa, con centinaia di persone di corsa lungo i nostri argini. Gli assembramenti sono pericolosi e non ci possiamo permettere nuovi focolai, continua Giordani. È un momento difficile, giorni cruciali per arginare il contagio anche a Padova, che è la provincia più colpita del Veneto. Non voglio lasciare nulla di intentato, conclude. Non tutti i cittadini sembrano però disposti a raccogliere questo appello. Guardate le immagini girate in mattinata, sigilli strappati da persone incivili. Se saranno beccate dagli agenti della polizia locale o dai volontari della protezione civile chiamati a far rispettare questo divieto, incorreranno in una sanzione amministrativa di 50 euro. Niente in confronto alla vita preziosa di ognuno di noi che i primi cittadini stanno cercando con queste nuove ordinanze di tutelare al meglio. Restrizioni dunque, restrizioni un po' dappertutto, lo dicevamo, si attende anche di capire la mossa del governo, in attesa intanto i governatori si muovono anche i sindaci. Allora, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ieri sera ha parlato appunto di questo, ha parlato anche dell'acquisto di mascherine, sentite. Questa situazione ci deve invitare a rispettare le regole ferree che abbiamo individuato e se serviranno altre regole ancora più ferree le individueremo, perché se ci sono delle persone
che non capiscono con le buone, e vorrà dire che dovremo restringere ancora di più le regole che abbiamo individuato. Se ci sono altri paesi che in una guerra come questa vogliono aiutarci, ben vengano. Io l'ho detto, ci ricorderemo di tutti i paesi che ci stanno dando una mano, e questo ve lo prometto. Ci ricorderemo di tutti quei paesi che in un momento di guerra decidono di metterci a disposizione una parte del loro arsenale per combattere questa guerra, una parte delle loro armi per combattere questa guerra. E le armi sono i ventilatori polmonari, le mascherine, gli occhiali protettivi, le tute protettive. Faceva riferimento all'acquisto di mascherine dalla Cina che verranno distribuite a breve in tutta Italia, e quindi il messaggio chiaro, insomma, anche agli altri paesi. Insomma, siamo aperti ovviamente agli aiuti da tutti i paesi, ma per adesso, come sapete, come avete visto, come avete letto, insomma, l'Europa in questo momento ognuno sta pensando un po' a se stesso, e questo è uno dei fronti aperti proprio sulla tenuta di una Unione Europea che sembra vacillare sempre di più anche dopo la restrizione, il blocco di Schengen, seppur temporaneo, e delle frontiere. Restrizioni e decisioni del governo, lo dicevamo prima. Sul tavolo c'è la questione scuola, importantissima, si andrà oltre il 3 aprile, ma quando si riaprirà? Ci sono diverse ipotesi sul tavolo, c'è anche l'ipotesi di una riapertura il 9 di maggio, ma c'è anche l'ipotesi di un caso estremo, cioè che l'anno scolastico possa terminare senza che gli studenti tornino in classe. In questo senso la maturità potrebbe essere una maturità leggera, che si adatti alla situazione, ma stiamo parlando di situazioni ipotetiche. Su questa incertezza e anche sulla didattica telematica, la didattica a distanza, che in Veneto è un po' a macchia di leopardo, ha parlato ieri con noi in diretta l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzane. Sentite cosa ha detto. Il Ministro non ci sta dando molte informazioni, e la scuola è evidente che è di totale competenza dello Stato. Io vorrei anche sentire dire che se non si riesce a rientrare, perché non siamo noi a dover decidere ma saranno i comitati scientifici, quello che si dovrà fare dovrà essere allungare l'anno, perché a giugno dobbiamo dire subito alle famiglie, e io credo che questo sia un dovere per fare in modo che i nostri ragazzi non si portino dietro delle lacune che poi non saranno più colmabili, e quindi che da subito si inizi, il mondo della scuola inizi, e il Ministero lo faccia seriamente, a immaginare che si dovranno spostare esami di maturità, lezioni, e che il termine della fine della scuola di fine giugno dobbiamo abbandonarlo concettualmente. La seconda cosa che mi aspetto si faccia con maggiore forza e serietà è anche quello di rendere i nostri studenti parte di questo momento, ovvero una didattica, non solo la didattica a distanza, che è un po' a macchia di leopardo nelle scuole del Veneto, è fatta da volonterosi docenti, da scuole che sono più o meno attrezzate, ma sono troppe le distonie, cioè si va troppo in ordine sparso. Io ho un rapporto diretto con l'ufficio scolastico regionale insieme, perché abbiamo tutti e due a cuore la stessa cosa. L'ufficio scolastico regionale, badate, è l'ufficio del Ministero sul territorio, non è della regione, questo è giusto chiarirlo. Insieme stiamo cercando di interrogarci su come rendere un po' più evidente, un po' più efficace la didattica a distanza, stimolando gli insegnanti che magari sono meno forti, meno robusti in questo senso, però per far capire, e questo deve essere un appello anche alle famiglie, che questi ragazzi non devono perdere il senso della disciplina nei confronti dello studio, perché una volta che si disabituano, già qua viviamo in un momento di straordinarietà, ma se perdono il senso del ritmo dello studio, della disciplina, ovvero del mettersi concentrati a studiare in certi momenti della giornata, guardate che sarà veramente difficile far recuperare loro delle lacune.
Queste le parole dell'assessore regionale Donazzan, che insomma chiede più chiarezza al governo, chiede una data, chiede di capire, anche perché poi dovrà essere programmato ovviamente l'attività, e quindi lo chiedono anche gli insegnanti. A proposito di restrizioni, abbiamo fatto un po' un giro, abbiamo visto Federica, abbiamo visto Vicenza, nuova ordinanza sulle panchine e sulle piste ciclabili. Sentiamo al telefono adesso il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Salve, allora l'avevamo annunciato un paio di giorni fa, 2 giorni fa lei aveva fatto una conferenza stampa sui controlli insomma, sulle colline del Prosecco, che iniziano domani, iniziano anche con l'uso dei droni, è così? Assolutamente sì, inizieremo i controlli con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, con le forze dell'ordine, con la protezione civile e anche con l'uso dei droni. Questo perché il nostro territorio è un territorio vasto, è inutile che mandiamo le pattuglie dappertutto, è meglio individuare prima le persone e poi mandare le pattuglie a colpo sicuro. Ecco, lei insomma è stato molto duro un paio di giorni fa perché la situazione continua a essere quella che è, la gente non ha ancora recepito? Ma assolutamente sì, è sotto gli occhi di tutti. Cosa dicono i numeri? I numeri dicono che siamo in assoluta emergenza sanitaria e la gente deve rendersi conto che è il momento di stare tutti uniti, rimanere a casa, anche per rispetto a chi oggi rischia la propria incolumità, come chi lavora all'interno delle strutture sanitarie o chi fa l'autotrasportatore, chi lavora nei supermercati. Chiediamo, questo è un sacrificio e noi non siamo in grado di rimanere a casa, mi sembra veramente sconcertante. E quindi come funzionerà? Questi droni sorvoleranno la zona delle colline del Prosecco e quindi riusciranno a mappare le zone dove la gente si sposta, è così? Sì, identificano le persone, cioè identificano il fatto che ci siano delle persone che si stanno muovendo e a quel punto le pattuglie andranno a fare controlli. La dico, al di là di tutti i metodi che metteremo in campo, io farei proprio un grande appello al senso civico. Ragazzi, avremo tempo per correre, avremo tempo per uscire, avremo tempo per divertirci, adesso rimaniamo a casa per il tempo necessario. Senta, ospedale di Conegliano, leggo i dati insomma, odierni, ci sono 38 ricoverati in area non critica, 11 in terapia intensiva, dal 21 febbraio ci sono stati 6 decessi diciamo, nel cluster di Conegliano, insomma com'è la sensazione nella sua città? Ma la sensazione è che, ripeto, siamo in emergenza, in un'emergenza che riusciamo ancora a gestire, che la nostra sanità riesce a gestire, però dobbiamo mettere in atto tutte le misure che possiamo, che sono quelle di rimanere a casa, per fare in modo che il sistema sanitario regga e non ci si trovi in situazioni drammatiche. Bene, allora grazie al sindaco di Conegliano Fabio Chiesa, allora domani vedremo questi droni in azione, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. Avete sentito, insomma, i sindaci si stanno muovendo, poi vedremo se arriverà anche un'ordinanza che armonizza tutte le decisioni dei sindaci. Peraltro c'è un comunicato anche di Anciveneto. Anciveneto è retta, come sapete, dal sindaco di Treviso Mario Conte. Anciveneto dice è in sintonia con le indicazioni del presidente Zaia. Mario Conte quindi interviene sulla possibile ordinanza restrittiva della Regione del Veneto, siamo a fianco della Regione e del Presidente in questa fase difficilissima e complicata, l'obiettivo è quello di contrastare il virus e noi sindaci stiamo adottando tutte le misure a nostra disposizione per far sì che accada, come conferma la chiusura di parchi e cimiteri. Purtroppo però c'è ancora un sacco di gente in giro. Per questo siamo favorevoli a qualsiasi tipo di misura che costringa i cittadini a rimanere a casa dal divieto di attività sportiva all'aperto fino alla chiusura dei supermercati. Da Anciveneto pieno appoggio a misure restrittive e noi sindaci siamo pronti ad applicarle senza se e senza ma. Noi sindaci, prosegue, assistiamo a scene incredibili come quelle del festino in terrazza dei giovani oppure dei giovani che aggrediscono le forze dell'ordine perché vengono controllati. Voglio dire grazie a tutte le forze dell'ordine, della polizia locale e dell'esercito che stanno facendo un lavoro straordinario. Il sindaco Conte faceva riferimento al caso che abbiamo raccontato ieri del festino abusivo in terrazzo con musica a palla, incredibile, l'abbiamo mostrato ieri. Allora, c'è anche l'attività di cronaca, di intervento, ci sono anche le indagini della Guardia di Finanza legate in qualche modo al coronavirus. Non so se c'è il servizio sulla Guardia di Finanza di... Come? È pronto? Benissimo, allora
Sentite cosa è accaduto nella zona di Schio nel Vicentino all'intervento della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza ha individuato un evasore totale operante nel commercio all'ingrosso di articoli sanitari. A seguito anche di alcune segnalazioni di cittadini al 117, i finanzieri hanno intrapreso una serie di controlli sulla regolarità dei prezzi esposti al pubblico e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza dei prodotti. A Schio veniva rilevata la regolare vendita di mascherine protettive ad un prezzo in linea con gli importi medi di mercato, ma i dispositivi di protezione provenivano appunto da un grossista di Padova che aveva omesso di presentare la dichiarazione di redditi e l'IRAP per il 2018. L'azienda padovana però aveva documentato una cessione di articoli medicali per oltre 100.000 euro. A Montecchio Maggiore, invece, i finanzieri hanno sequestrato un negozio di ferramenta un fusto di alcol denaturato, messo in vendita come surrogato dai comuni disinfettanti. Nel negozio sono state trovate 3 bottiglie da 1 litro circa, contenenti alcol denaturato, e un fusto da 25 litri, contenente lo stesso alcol, destinato alla diluizione di vernici e mordenti. Le particolari circostanze rilevate nel corso del controllo, l'assenza di etichettatura, il confezionamento artigianale e l'elevato prezzo di acquisto in vendita hanno convinto i finanzieri che il liquido fosse destinato ad essere utilizzato come surrogato dai comuni disinfettanti e quindi hanno proceduto al sequestro del materiale. L'attività della Guardia di Finanza si è estesa sul territorio provinciale con 64 pattuglie, impiegando 120 finanzieri che hanno controllato 25 esercizi commerciali e 426 persone. I finanzieri hanno denunciato anche 14 soggetti a seguito delle irregolarità delle motivazioni presentate a giustificare gli spostamenti fuori casa. Questa è l'operazione della Guardia di Finanza. Adesso vi leggiamo un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute che riguarda il stop alle navi da crociera a Venezia. Allora, questa è tutta la parte precedente, visti gli articoli. Il presente decreto trova applicazione nei confronti delle navi passeggeri di bandiera italiana impiegate in servizi di crociera, nonché delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano previsione scali in porti italiani al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica. Ovviamente riguarda tutte le navi da crociera, a noi interessa particolarmente per la questione Venezia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggere italiane. A decorrere dalla medesima data è fatto divieto a tutte le società di gestione, gli armatori e al comandante delle navi passeggeri italiani impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, sino al termine della crociera in svolgimento. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti autorità, tutte le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegati in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. Poi l'articolo 3 con le disposizioni per i passeggeri e i componenti dell'equipaggio. I passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituali in Italia sono obbligati ad osservare le disposizioni previste dall'articolo 1, i passeggeri di nazionalità italiana residenti all'estero sono sottoposti alle procedure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, di cui l'articolo 1, quindi anche per i passeggeri aventi domicilio o dimora abituale in Italia, obbligati dunque all'isolamento. I passeggeri di nazionalità straniera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di Covid-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto nei termini definiti dall'autorità sanitaria sono sottoposti a quarantena presso la località da essi indicata. Quindi lo stop alle crociere, sostanzialmente quindi anche lo stop alle crociere a Venezia. Questo è il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute. Ricorderete, avevamo parlato qualche giorno fa del caso di quell'albergo di Montegrotto Terme nella quale erano state trovate clienti in piscina e sauna. Lo avevamo raccontato proprio un paio di giorni fa. La polizia locale ha notificato oggi al rappresentante di quell'hotel un ordine di chiusura per 5 giorni per aver violato le prescrizioni. Nonostante l'apertura delle strutture termali fosse consentita per le terapie e a persone con motivi di necessità
e per l'erogazione di servizi sanitari con ricetta medica. In 2 controlli effettuati nello scorso fine settimana sono stati trovati 2 minorenni nella piscina scoperta, 2 persone nella sauna sabato pomeriggio e 7 in piscina domenica mattina. Quindi i controlli ci sono, i controlli scattano, questo per chi ha ancora così in mente di fare il furbetto. Questa è la situazione, chiuso quindi per 5 giorni quell'hotel. Misure e restrizioni in Italia. Misure e restrizioni in Italia, ecco, vediamo anche un'altra cosa. Ecco, questo è un altro controllo, un'altra cosa che riguarda i controlli, perché a Castelfranco escono di casa per abbandonare i rifiuti ecovandali multati e denunciati per aver violato le prescrizioni di legge contro il coronavirus. Quindi 2 ecovandali delle province di Padova e Vicenza, quindi sono usciti, diciamo, dal loro territorio, e la motivazione qual era? Quella di abbandonare i rifiuti. Quindi 2 ecovandali sono stati pizzicati con le telecamere di sorveglianza. Davvero incredibile. Ecco, qui si vedono anche delle immagini di questi ecovandali, non so se si riescono a vedere, poi le faremo vedere meglio, di questi le telecamere che hanno pizzicato gli ecovandali e gli ecovandali in azione. Dunque hanno violato la legge sul coronavirus e anche ovviamente hanno abbandonato i rifiuti, quindi doppia denuncia per queste persone a Castelfranco. Stavamo dicendo le prescrizioni in Italia, si attende il governo, vedremo la regione fra poco, poi c'è ovviamente ci sono i paesi, gli altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti. Ieri avevamo mostrato quel video drammatico di Clio Zammatteo, la make-up artist che è nota, insomma, in tutta Italia per le sue lezioni di trucco, che abita in America ed era in lacrime, si era spostata da New York perché la gente sembrava impazzita, diceva ci sono gente in fila anche per comprare armi, addirittura. Sempre da New York ci sono arrivati videomessaggi di un vicentino originario di Costa Bissara che ci racconta la situazione in un paese dove si è preso sotto gamba un po' il virus, adesso poi c'è la rincorsa alle misure drastiche, ma insomma la situazione è caotica. Allora questo ragazzo vicentino originario di Costa Bissara che ci racconta la situazione con i suoi video da New York. La situazione ovviamente per ora si può camminare in giro, si vede ancora abbastanza gente, secondo me non è ancora arrivato il messaggio completo della difficoltà che porterà. Qui la gente appunto è tranquilla, a parte ci sono file ovviamente ai supermercati e tutto, ci sono scaffali vuoti, soprattutto scaffali carta igienica, non si capisce perché. Carta igienica e generi alimentari, come ci mostrano le foto inviateci da Riccardo, sono i beni di prima necessità che stanno andando a ruba. Sospese le manifestazioni, gli spettacoli, i bar e i ristoranti chiusi, come mostrano i cartelli nelle foto. Chi può ed è organizzato ha incrementato le consegne a domicilio. A preoccupare però è l'aspetto sanitario. Anche solo andare a fare il test, qui è estremamente complicato coordinarsi e riuscire a ottenere i risultati. Per non parlare poi dell'ospitalizzazione, che non è ancora chiaro chi pagherà. Lontani da casa, Riccardo con la moglie, anche lei veneta, guardano all'Italia. A casa ovviamente siamo collegati e sentiamo i nostri genitori tutti i giorni. I miei genitori sono di Costa Bissara, in provincia di Vicenza, anche loro sono ovviamente come tutti in quarantena. I genitori di mia moglie sono di Carbonara di Rovolon, vicino a Vo. Quindi hanno vissuto la chiusura, la quarantena di Vo in prima linea. E aspettando che l'epidemia si diffonda, aggiunge: invidiamo, se possibile, voi in Italia, perché sì, è vero che la quarantena è durissima e noi adesso non la stiamo ancora vivendo, però a lungo termine abbiamo la sensazione che l'Italia sia più preparata e sia attrezzata meglio a sostenere una crisi del genere rispetto agli Stati Uniti, dove ognuno fa per sé.
Testimonianza importante anche da altri paesi, l'avete sentito, perché questa è una pandemia e viene in qualche modo come dire, affrontata in modo diverso, diverse sono le risposte. Ieri sera a 20:10, non so se è questo il servizio che mi state mettendo in preview, parliamo adesso del Cura Italia. Ospite era Vendemiano Sartor, quindi vediamo la parte un po' anche economica di cui si sta discutendo. Come sapete ci sarà un decreto aprile, però diciamo il mondo economico si è diviso sulle misure del decreto Cura Italia. Sentiamo allora Confartigianato, marca trevigiana, ieri sera ospite Vendemiano Sartor proprio nel nostro telegiornale. Abbiamo visto in Cina che magari si è risolto in maniera diciamo così più veloce, ma da noi vedo che purtroppo il tempo passa e le questioni crescono. È evidente che più lunga sarà la questione, oltre naturalmente al primo pensiero che è quello che porterà purtroppo maggiori vittime, anche l'economia, più noi andiamo avanti e più comincerà a soffrire, perché è evidente che un po' alla volta si spengono anche tutte le attività per diversi motivi. Primo perché se non c'è tutta la fornitura nelle filiere il percorso di produzione si ferma, ma soprattutto perché purtroppo abbiamo visto che non solo il nostro paese ma a seguire tanti altri paesi sono contagiati, e noi siamo un territorio che ha due diciamo così, peculiarità rispetto ad altri territori. Una è quello che vive e ha come prima industria l'industria turistica, che conta nel Veneto circa 17 miliardi di introiti in un anno, e il secondo è che siamo un territorio che ha una forte valenza e forte impegno sulle esportazioni. Quindi è evidente che se diminuiscono le esportazioni e diminuiscono i consumi interni, anche chi sarebbe in grado dal punto di vista produttivo di andare avanti, se non ha sbocco di mercato non può più produrre, perché questo è lo schema. Dobbiamo tutti lavorare perché almeno quello che può rimanere in moto rimanga in moto, perché meno noi scendiamo e più facile sarà la ripresa. Quindi di fatto lei rispedisce anche al mittente le varie proposte che ci sono da più parti di chiudere le fabbriche per qualche settimana? Allora è evidente che l'aspetto sanitario è prioritario, però ricordo che abbiamo anche sistemi produttivi e attività e luoghi di lavoro che sono del 2020, non sono del 1800, quindi con le dovute attenzioni si può sicuramente ottemperare alle prescrizioni, diciamo così, sanitarie, e magari continuare anche a mantenere in vita, perché ripeto, più manteniamo in vita e più dopo dobbiamo soffrire meno, perché non vorrei che alla fine arrivassimo a un periodo nel quale, come si sta dicendo adesso della sanità, che bisogna scegliere chi curare o non chi curare, se noi andiamo avanti per un forte periodo di mancata produzione, di mancata economia, non dovremmo trovarci nella anche situazione drastica di scegliere chi può avere un pezzo di pane e chi deve rimanere senza, perché non pensiamo che sia tutto così semplice, è un fenomeno globale, non è solo nostro, mai è successa una cosa di questo tipo, neanche la crisi del 2008, perché ha colpito soprattutto i paesi più avanzati, mentre quelli emergenti hanno continuato a crescere, quindi l'economia si è un po' equilibrata. Oggi vediamo che uno alla volta tutti i paesi e tutti i territori avanzati o non avanzati vengono colpiti. Oggi che il lavoro è la prima questione, sia, ripeto, che sia dipendente e sia che sia diciamo autonomo. Poi c'è tutta una questione dove il governo ha fatto dei provvedimenti di emergenza che riguarda la questione delle imprese, perché è altrettanto evidente che se noi diamo un sostegno ai dipendenti ma non salviamo le imprese, nel momento in cui diciamo così, c'è finita l'emergenza sanitaria, se non ci sono più le imprese non ci sono neanche più il lavoro. Questo è uno schema, credo che capiscono tutti, è abbastanza semplice. Ci vogliono regole normali e regole eccezionali, perché abbiamo visto che finalmente anche l'Europa si è mossa, quando il problema è diventato più ampio, abbiamo visto anche il provvedimento di oggi, ma perché tutte le risorse
non siano nominali ma siano effettivi anche per il sistema delle imprese, soprattutto per il sostegno al credito che è l'emergenza maggiore, ci vogliono anche delle regole eccezionali, perché altrimenti i soldi rimangono sulla carta e non rimangono, diciamo così, non vengono erogati. Ognuno di noi ha la necessità di darsi un comportamento diverso da quello che aveva prima. Se ci sono delle regole vanno rispettate, se bisogna portare le mascherine su un lavoro a 1 metro bisogna portarle, se bisogna lavarsi di più le mani, se bisogna stare attenti a non mettersi assieme a chiacchierare, evidentemente è un elemento che va fatto. Ricordo anche che chi lavora oggi lavora già in condizioni un po' di difficoltà, perché anche chi sta in giro non trova dove mangiare magari a mezzogiorno, e quindi anche questi qua che ci sono delle difficoltà quotidiane. La gente le sopporta perché ritiene che sia giusto oggi un sacrificio personale, perché senza sacrifici personali, soprattutto tutti quelli che non costano economicamente ma costano solo un sacrificio comportamentale, devono essere messi in campo e non devono essere giustificate. Queste le parole di Vendemiano Sartor. Vedo alle mie spalle che si sta preparando il consueto tavolo e la selva di microfoni in attesa del governatore Luca Zaia. Volevo dirvi anche, continuate pure a scriverci, perché potete scriverci ovviamente i vostri sms e con il numero WhatsApp, che è lo stesso per mandare anche le vostre immagini e le vostre foto Andrà tutto bene. Ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, non possiamo ovviamente leggerli tutti, ne leggo solo qualcuno. Per favore dite a Zaia, dice un telespettatore, che faccia controllare i supermercati. La gente continua a venire tutti i giorni in 2 senza mascherina, si fermano a chiacchierare, tanta gente, troppa gente, controllati, io ci lavoro dentro e vedo tante cose che non vanno bene, ci scrive questo telespettatore. Ovviamente queste cose vanno segnalate alle forze dell'ordine, così come qualcuno ci chiede, facendo riferimento all'appello che aveva fatto Zaia qualche giorno fa sulla sicurezza del lavoro, sapete, i controlli Spisal, segnalate. Aveva detto Zaia, se nella vostra azienda o nelle aziende in cui sapete le cose non funzionano, segnalate i casi che non vanno. A chi vanno segnalati? Ovviamente il primo riferimento sono i sindacati, quindi segnalate ai sindacati la situazione. Ci sono ancora altre immagini, adesso vediamo cosa possiamo dire. Siamo in attesa ovviamente del governatore. In attesa del governatore, allora facciamo vedere molti messaggi sulle mascherine evidentemente, disinfettare le strade. La richiesta di disinfettare le strade ce ne sono, ma sapete che sono già iniziate la sanificazione, chiamiamo, della strada. Sarebbe importante che l'esercito fosse più presente sul territorio, dice il nostro telespettatore, non solo per i controlli ma anche per altri impieghi, sanificazione strade, strutture varie. Questa è una richiesta, come sapete l'esercito potrebbe essere utilizzato in pianta stabile, ci sono già ovviamente quelli i soldati utilizzati nell'operazione Strade Sicure che vengono utilizzate per questo motivo. Ecco, insomma sono diversi messaggi, cercheremo di leggerli così ogni tanto, i vostri messaggi, le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni. Fra poco sentiremo anche il direttore dell'ISRA di Treviso quanto riguarda la questione case di riposo. Allora, in attesa di Zaia, pronti ovviamente ad andare in diretta a Marghera, un messaggio, facciamo un po' riferimento anche ai dibattiti sul decreto Cura Italia, ma non solo. Il messaggio di ieri sia da sottosegretario ma anche da candidato sindaco di Venezia, alla sua Venezia, il messaggio del sottosegretario all'economia e alle finanze Pierpaolo Baretta. È paradossale, ma per restare insieme uniti bisogna restare separati. Sì, non siamo abituati, è una cosa totalmente nuova che ci crea anche ansia, ma lo dobbiamo fare, dobbiamo rispettare queste regole perché sono le sole che ci consentono di sconfiggere questo virus così subdolo che si è insinuato tra di noi e ci sta cambiando la vita. Certo, vediamo le nostre città semideserte,
Piazza San Marco, Piazza Ferretto, senza le persone che passeggiano, che si salutano, ma è questo quello che ci capita di vivere, lo dobbiamo fare con grande responsabilità. Ci sono coloro che vanno a lavorare, che sono costretti ad andare a lavorare e lo devono fare in sicurezza e sono i più esposti al rischio. Per questo sono importanti tutte le regole di prevenzione che gli assicurino un lavoro il più tranquillo possibile. Gli operai di Porto Marghera, gli impiegati o delle altre imprese del nostro territorio, i marinai dei nostri vaporetti, ecco, tutti questi va il nostro ringraziamento e la nostra attenzione, ma soprattutto i medici di base e coloro che lavorano nella sanità, che sono davvero i più esposti di tutti, va anche il sostegno materiale oltre che morale, oltre che il ringraziamento. Certo, noi siamo preoccupati della nostra salute, ma lo siamo anche della nostra economia, che sta passando un momento davvero molto difficile, molto duro. Stiamo facendo molto, ma non basta, dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo tutti insieme, lo Stato, il Governo, le regioni, i comuni, e senza polemiche inutili, ma teniamoci uniti, diamo una sensazione anche di un paese che ha voglia di riscatto e che ha voglia di attraversare questo momento difficile. Così Baretta, siamo davvero a momenti, allora teniamo ovviamente la linea su Marghera, così appena vediamo il governatore andiamo in diretta. Nel frattempo vi leggo altri aggiornamenti, io vi ricordo l'aggiornamento, lo ripeterà probabilmente Zaia fra poco, 4.031 i casi positivi, quindi è stato superato il tetto dei 4.000 contagiati in Veneto, con 12.432 soggetti in isolamento domiciliare e salta all'occhio quel +1 che non salterebbe all'occhio per l'entità, essendo solo un soggetto, ma è il dove che fa saltare all'occhio, perché è un caso positivo, un nuovo caso positivo nel cluster di il focolaio che sembrava spento ormai da giorni. 834 le persone ricoverate in ospedale in area non critica, 236 invece in terapia intensiva, 223 i dimessi dal 21 di febbraio e 131 i decessi dall'inizio dell'epidemia, cioè 131 decessi ormai praticamente in un mese, e il decesso in più di queste ultime ore si è registrato a Verona. Il cluster con più decessi resta quello dell'ospedale di Treviso con 38 decessi dall'inizio dell'epidemia. Proprio a Vo, lo dicevamo, proprio a Vo dove si registra questo nuovo caso di contagio, stamane c'è stata una cerimonia familiare ristretta per Adriano Trevisan, la prima vittima del coronavirus in Veneto, il pensionato di 78 anni, deceduto all'ospedale di Schiavonia per Covid-19 il 21 febbraio scorso, primo morto in Italia a causa del virus. Trevisan è stato tumulato nel cimitero di Vo Vecchio, nessuno è stato presente oltre alla famiglia, siamo vicini alla famiglia, ha detto il sindaco Martini, che non ha potuto presenziare alla tumulazione, poi lo sentiremo via Skype dopo l'intervento del governatore Zaia. La procura di Padova, che su questo primo decesso ha aperto un fascicolo modello 45, cioè senza indagati, aveva dato il via libera alla sepoltura alcune settimane fa, ma si attendeva che la famiglia Trevisan uscisse dalla quarantena per la benedizione. La procura ha dato incarico al professor Giuliano Rizzardini, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, di indagare sul decesso di Trevisan per valutare la tempestività e il rispetto delle procedure dei medici intervenuti in questo primo caso di morte per contagio da coronavirus. Quindi in queste ore c'è stato anche l'ultimo saluto a quello che è stata non solo la prima vittima in Veneto del coronavirus, ma in tutta Italia, Adriano Trevisan, che appunto fu una dei primi, fu il primo, diciamo, anche il primo contagiato in Veneto insieme all'amico, poi successivamente morto 15 giorni dopo. Vedo ancora i microfoni ma non vedo il governatore, ci sono movimenti nella sala stampa dell'unità di crisi di Marghera. Ci dice il nostro Filippo Fois che il governatore è arrivato, lo vediamo e allora andiamo direttamente da lui.
siete? Buongiorno a tutti, ben trovati e un saluto ovviamente oltre a voi presenti a tutti quelli che sono collegati in questo momento come tutti i giorni per il punto della situazione. Anche quest'oggi abbiamo avuto la videoconferenza, abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo avuto la videoconferenza anche non solo con la Protezione Civile ma anche con tutto il sistema della sanità del Veneto, come tutte le mattine alle 10:30. Abbiamo parlato di farmaci, abbiamo parlato di forniture, ma poi vi dirò alcune cose importanti. E poi abbiamo parlato di numeri e di proiezioni. Vorrei però darvi 2 o 3 dati, ho fatto in modo di darveli anche in maniera visiva. Come vedete sono 4.031 i positivi. Le persone in isolamento in Veneto in questo momento sono 12.432. Le persone in terapia intensiva sono 236 e i ricoverati 1.070. 1.070, ricordatevi questo dato. I decessi 131. Allora, stiamo crescendo, se anche in maniera non rapidissima, ma voi lo vedete, oggi siamo 236 persone in terapia intensiva, ma volevo soffermarmi assieme a voi su questo dato. 1070 è un grande ospedale hub. Anzi, direi che è un grandissimo ospedale hub, cioè noi abbiamo ormai pazienti ricoverati in infettive, in semi-intensiva e in intensiva che cubano un grande ospedale hub, 1070 persone. Lo dico perché c'è qualcuno che forse non si è reso conto della gravità di quello che sta accadendo. Lo dico perché quando siamo chiamati giustamente dal governo a identificare dei Covid center, cioè dei ospedali Covid nel territorio, lo facciamo perché solo all'inizio abbiamo 1070 persone ricoverate, cioè vuol dire 1070 letti rubati dalla degenza ordinaria, portati via più che rubati, sottratti alla degenza ordinaria e dedicati a una patologia che mai avremmo pensato di avere. Questa in epidemiologia in clinica si chiama epidemia, pandemia. Questo è il risultato dell'epidemia. Aver già 1000 persone in ospedale che debbono essere curate e molte delle quali purtroppo perdono la vita. Di queste 1000 persone, l'avete visto, 236 sono in terapia intensiva, vuol dire che un quarto dei ricoverati in Veneto finisce ad essere intubato. 131 mi sembrano, se non ricordo, i morti, il che vuol dire che il tema della mortalità è un tema importante, è un tema che pesa nel nostro Paese per tutta una serie di ragionamenti che non sono solo dietrologie ma che sono anche rappresentate dal fatto che l'età media dei cittadini è molto più alta che in altri paesi, quindi non si può fare il raffronto della percentuale di mortalità nostra con quella di altri paesi, perché se l'età media degli altri paesi è più bassa, noi abbiamo, avendo l'età media più alta, è noto al mondo, abbiamo più persone che sono esposte a rischio di questa patologia, la mortalità, perché sono persone più fragili. Guardate, noi non è che giochiamo a Monopoli quando decidiamo di chiudere un ospedale, di contrarre l'attività o quant'altro. Siamo invece coscienti del fatto che forse la storia dovrebbe registrare, voi ne sarete giusti testimoni, che questa è un'evoluzione giorno dopo giorno. Quando arriveremo alla fine capiremo se ha avuto un senso fare questo ragionamento oppure no. Mi spiace per le difficoltà, i disagi che stiamo creando ai cittadini. Ma i cittadini devono sentirsi parte di questa squadra. Non è che ci divertiamo a chiudere Schiavonia, Sant'Orso o Vittorio Veneto o Villa Salus o Villafranca o San Camillo o Jesolo o gli altri che ho dimenticato. Abbiamo semplicemente la certezza che quando arriverà l'onda, seppur in crescita graduale, costante, non
così emblematica, forse in virtù anche del fatto che abbiamo fatto delle scelte in virtù della nostra organizzazione territoriale, del nostro territorio, diciamo che ci hanno aiutato, che sono quelle dei tamponamenti. Quando tu vedi che hai 12.000 persone isolate, vuol dire che sono state intercettate col sistema dei tamponi. Allora, su questi ospedali è ovvio che noi dobbiamo contrarre l'attività, in alcuni casi chiuderli. Adesso stiamo valutando e spero si riesca a trovare una soluzione per Vittorio Veneto in particolar modo e per Sant'Orso, di mantenere aperti i punti nascita, ma lo faremo solo nel momento in cui si riesce a garantire un accesso dedicato, un isolamento totale del punto nascita e che ci sia in sala parto anche l'aspetto del chirurgico riferito agli eventuali cesarei. Questo lo diciamo per mettere in sicurezza coloro che devono partorire. Leggo da qualche parte che c'è qualche esperto dell'ultima ora che ipotizza che si potrebbero prendere gli ospedali chiusi, dedicarli ai Covid e quindi gli ospedali... Allora sentite, se l'avessero chiesto a me, come tutti i cittadini avrei pensato, no? Se fossi semplicemente un uomo della strada, un on the man road, avrei detto, beh sentite, a me sembra logico, abbiamo degli ospedali nuovi dedicati alle cure normali, prendiamo quelli vecchi chiusi, li riapriamo, li dedichiamo ai Covid. Ma non è logico da un punto di vista clinico, prima di tutto perché dobbiamo dedicare staff professionali che non possiamo polverizzare in questa maniera, perché ricordo che molti ospedali chiusi da riaprire hanno pochi posti letto. 2, abbiamo la necessità quindi di concentrare i professionisti, soprattutto gli intensivisti, in un momento nel quale i medici mancano. 3, c'è un piccolo particolare. Questi pazienti, lo dico a coloro che fanno le lezioni ma non sanno neanche di cosa stanno parlando, questi pazienti sono ad esempio, i nostri pazienti in terapia intensiva, dei grandi utilizzatori di ossigeno. Si dice che consumino rispetto a un paziente normale in terapia intensiva anche 20 volte, 30 volte di più di ossigeno. Cioè vuol dire che il gas fluttua per gli impianti 20-30 volte di più in quantità. Tant'è vero che la Lombardia, che ci ha fatto da apripista, ha avvisato tutti noi da subito che il primo problema che c'è con questi pazienti è che si congelano i tubi che portano l'ossigeno, perché si crea l'effetto laminazione, cioè quando passa troppo gas per una condotta c'è il gelo, se si gelano non arriva più l'ossigeno. Quindi noi abbiamo dovuto cambiare tutte le bocchette eccetera già negli ospedali nuovi, figuratevi in ospedali vecchi se ci andiamo a avventurare a pensare che l'impiantino lasciato lì 10, 15, 20 anni fa sia quello innovativo per dei pazienti che sono dei grandi utilizzatori di ossigeno. Ve ne ho detta solo una. Per dire che tutte le azioni che sono state scelte non sono state scelte buttando la monetina, ma sono state scelte con staff tecnico-scientifico, quindi quando si offende il Presidente della Regione, per me va ben tutto perché ormai sono come San Sebastiano, ma si offendono sì, il Mantegna ha fatto San Sebastiano, tutte le frecce avete visto, no? E Mantegna è anche roba veneta, ve lo ricordo. Vi dico che dietro alle decisioni, le ordinanze e le scelte che facciamo non c'è solo un board di governo, ma c'è un comitato scientifico che valida, propone e decide. Questo è fondamentale dire. Qualcuno dice che dovevamo fare la scelta del capannone. Non è, con la carenza di strutture, oggi c'è la difficoltà dell'approvvigionamento e vengo agli approvvigionamenti. Siamo in emergenza totale rispetto agli approvvigionamenti. Siamo in emergenza totale rispetto agli approvvigionamenti, che vanno dallo schermo, dalla visiera, alle mascherine, ai ventilatori e anche ai farmaci. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Non ci servono professionisti ve lo dico io cosa sta accadendo negli ospedali, ve lo dico io cosa sta accadendo negli ospedali, visto considerato che passiamo tutti noi praticamente giornate intere a chiamare il mondo. Avevamo un carico che doveva arrivare dalla Svizzera di respiratori e c'è stato letteralmente dirottato presso altri lidi.
Stavamo comprando degli respiratori in Cina e ci è stato letteralmente soffiato da chi può permettersi di arrivare con la valigia, con i contanti e a pagare, perché questa è la verità. Un invito peraltro che faccio alle forze, e voi sapete la stima che ho per la Guardia di Finanza e cosa penso della loro, come si può dire, ineccepibile e utilissima attività. Dobbiamo scovare tutti quelli che se ne approfittano in queste ore di questa emergenza. Noi partecipiamo a trattative per mascherine che partono a €1 e alla fine dobbiamo lasciare la trattativa e si arriva anche a 4-5 euro. Perché diventa immorale e poi diventa anche pericoloso riuscire a comprare, perché tutti chiedono ormai il pagamento anticipato al 100%, senza gara, senza niente, senza un prezzo di riferimento. Questo è il mercato nel quale ci troviamo a ragionare. Noi viviamo l'angoscia dei nostri medici che sono costretti a utilizzare i dispositivi che hanno, ancora ce ne sono, anche che oggi arriveranno altre 200.000 mascherine che distribuiremo PF2 chirurgiche nei nostri ospedali, ma guardate che siamo sempre sul filo del rasoio. Allora guardate, sapete perché ve lo dico? Perché spesso vedo dei video sui portali, no? Sui social, che peraltro non riguardano neanche il Veneto, per essere sincero, al momento, e vedo, qualche volta mi capita di vedere qualche professionista che fa la lezione al mondo di cosa significhi non avere i dispositivi. La lezione funziona se si dice qual è la realtà. La realtà è che non ce ne sono in giro per il mondo. Sarebbe gravissimo che ci fossero e qualcuno non li compra, perché non può passare l'idea nel cittadino che tu non hai la mascherina perché c'è qualche lazzarone che non te l'ha comprata. Noi non riusciamo a comprare. Ficcatevelo in testa, e se continuerà così sarà sempre più tragica la situazione. Anche questa mattina mi ha chiamato un grosso industriale del Veneto, e non sono autorizzato a dire il nome, che sta pensando a produrre mascherine, anche lui. Dice: non le farò omologate, però cercheremo di fare qualcosa. Questo non è uno straccio di carta, Questa non è un'operazione di marketing, le stiamo distribuendo. Questo a tutti gli effetti, per legge, articolo 16 del decreto approvato, è un elemento di un dispositivo di protezione individuale, non medico, che ha un filtraggio garantito secondo le certificazioni che ha questo prodotto e che peraltro è in attesa del riconoscimento di diventare anche chirurgico, quindi di andare parallelamente alla mascherina chirurgica. Punto. Non devo io fare la difesa di questo prodotto, però questo vi spiega perché abbiamo dovuto, poi come si può dire, il merito diventa una colpa per qualcuno, perché c'è sempre qualcuno, no? Quando io ho fatto la famosa operazione del Prosecco, tutti partivano dal presupposto che dovessi avere dei vigneti, ma possibile che in questo paese dove si predica tanto l'onestà, la disponibilità, il senso del bene comune e altre robe del genere, giuste, concrete, si parta sempre dal presupposto che se qualcuno fa un'opera di bene ci deve guadagnare? Questo l'abbiamo fatto per tutta quella povera gente che non ha una protezione. Anche questa mattina sono venute qui 2 pattuglie o 3 della polizia, si sono fermate qui a chiederci questi, perché tra niente e questo è meglio questo, che sia chiaro. Noi non abbiamo tempo da perdere. Io sono preoccupato perché il mercato mondiale è collassato. Ultime 2 comunicazioni. Le donazioni stanno andando benissimo, quindi ringrazio tutti i veneti che stanno donando, ne abbiamo bisogno. Vi ho detto, abbiamo già una 50ina di milioni. Se riesco anche sui tamponi, anche esito di questa mattina avete sentito, abbiamo sempre più difficoltà, ma a questo punto veramente invoco controlli. Li invoco perché non è possibile che dalla sera alla mattina gli ordini vengano poi decimati, o meglio centellinati, e poi si sa che qualcun altro magari ha prodotto. E mi fermo qui, perché se il gioco è quello di avere un cartello sul mercato, vi garantisco che farò di tutto per romperlo io sto cartello. Non è possibile che i tamponi dalla sera alla mattina comincino a diventare introvabili. Ci stiamo attivando anche con i test, ne abbiamo ordinati 100.000,
ce ne hanno regalati altri 100.000, non la ditta che ce li ha venduti, un privato, ne compreremo ancora, però voglio ricordarvi che test e tampone si integrano, ma non sono la stessa cosa, perché il test trova gli anticorpi al virus presente, il tampone riesce ad arrivare un istante prima, cioè ti trova il virus in assenza di anticorpi. Per assurdo, se potessimo avere la storia di ognuno di noi, basterebbe aspettare quell'istante in cui compare l'anticorpo e usiamo il kit che è molto veloce e non ci fa perdere tutto il tempo del tampone. Ma siccome noi siamo ancora più interessati a prevenire ancora e a beccare il positivo al suo istante di nascita, usiamo anche il tampone. Ne abbiamo fatti 45.000 di tamponi, la macchina si sta organizzando, c'è sul mercato un po' di tensione per i tamponi, anche per i reattivi. Allora, ma c'è una roba strana, che finché non partiamo con le iniziative, roba ce n'è sul mercato. Quando partiamo comincia sempre questa strana roba che comincia a sparire, comincia a costare di più. E io non ci sto a queste robe. Quindi, a buon intenditor, poche parole, tutti sono avvisati. Dico grazie alle donazioni, stanno arrivando e alle quali dedichiamo parte degli acquisti che abbiamo fatto. Un blocco di terapia intensiva completo, letto, macchinari e tutto, viene almeno 60.000 euro. Chi mette 60.000 euro avrà la sua postazione che potrà dire io ho regalato una postazione. Però voglio ringraziare oggi una persona in particolare, ci siamo sentiti, pensate, ieri mattina in maniera molto veloce. E lui ama il Veneto, questa persona e la sua famiglia, sono molto legati al Veneto. Ho insistito io per poter dare comunicazione, non voleva, e mi ha chiesto di come stanno andando le cose e si tiene costantemente informato su questo. Mi ha detto quali sono le necessità, gli ho detto guarda, noi abbiamo bisogno di comprare macchinari, se hai macchinari o qualche contatto è come fosse ossigeno per noi, no? Oppure risorse per comunque pagare quelli che abbiamo comprato. E questa persona è Ennio Doris e ieri ha versato 5 milioni di euro alle casse della regione per sostenere le iniziative sul coronavirus. Io penso che al dottor Doris debba essere riconosciuta la stima e ringraziamento da parte di tutti i veneti per quello che ha fatto, per il grande segnale che ha fatto, che avrà un duplice effetto. Il primo, che è quello di aver donato una cifra così importante, ieri dicevamo €1 ad abitante, no? 5 milioni di euro, e che è importante per noi. Pensate solo che vuol dire almeno 150 postazioni di terapia intensiva, vuol dire che un ospedale se lo fa tutto con questo versamento. Dall'altro è un grande apripista, perché io immagino che apra la stura poi a tutta una serie di imprenditori che sono assolutamente, come si può dire, stimolati a seguire questa strada, una strada importante. Dopodiché non importano le cifre, però penso che la macchina veneta si sia sempre distinta nelle tragedie. Questa è la più grande tragedia che abbiamo toccato, quindi un ringraziamento veramente di cuore al dottor Doris, a tutta la sua famiglia per questa scelta. E qualcuno dice sempre ma tanto versano perché hanno i soldi. Io ne conosco tanti che hanno i soldi e non versano mai niente. No? 5 milioni di euro sono comunque 5 milioni di euro. Girateli come volete, potete essere ricchi quanto volete, ma sono sempre 5 milioni di euro e non aggiungo altro. Quindi veramente un ringraziamento al dottor Doris e ripeto alla famiglia, perché è stata una scelta di tutta la famiglia di fare questo versamento, e vi dirò che lui si è assolutamente messo a disposizione. Ci siamo sentiti un paio di volte ieri con una umiltà e un amore nei confronti del Veneto, e mi ha detto mi sono veneto e voglio essere a fianco ai miei concittadini e voglio fare qualcosa a favore della mia terra. Lo conoscete, lui è un filantropo ormai riconosciuto, però 5 milioni di euro non ce la saremmo mai aspettato. Ultima comunicazione ragazzi, ogni impegno è un debito, no? Si dice. Ho firmato l'ordinanza questa mattina, quindi da domani
cambiano alcune cose, o meglio, da ora cambiano alcune cose. Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi all'accesso di persone parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale. Scusate, leggo male perché non vedo bene. L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione, quindi monopattino, cavallo, skiboard, tutte queste robe qua, e lo spostamento a piedi in tutto il territorio regionale nei centri urbani e in territorio extraurbano sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti del combinato articolo 1 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'articolo 1,1 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura indicati nell'allegato 1 del DPCM. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammessi per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale, e cioè comprovate ad esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità, oltre che per gli accessi agli esercizi aperti in base al DPCM. Eccolo qui. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria, stiamo parlando di passeggiate e footing, o l'uscita con l'animale per la compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore di 200 metri, con l'obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o di dimora. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, già oggetto di restrizioni per la normativa statale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti ai sensi del PCM 220 posti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante fuori dal centro abitato. 1. Sono aperti nelle zone, vi faccio la sintesi, è consentito lungo la rete autostradale, quindi bevande, alimenti, i bar per capirci, e il buffet, gli autogrill sono aperti. B. È consentita limitatamente la fascia oraria delle 6 del mattino alle 6 di sera per quelli che sono extraurbani dei distributori, cioè la pompa di benzina che c'ha il bar per il caffè, dalle 6 alle 6. Non è consentita C nelle aree di servizio di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano i centri abitati. Al fine ulteriormente di contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica al territorio regionale, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione dell'articolo DPCM, questo è l'articolo che diceva i generi alimentari possono sempre stare aperti, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno della giornata di domenica, quindi domenica tutto chiuso. Ferme le altre restrizioni relative alla vendita del dettaglio, si riconferma ai fini di chiarezza l'apertura di farmacie, parafarmacie e edicole. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno, stiamo parlando di punti vendita, dei locali ad un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone, non so, un figlio che va con il genitore anziano o la mamma che deve portarsi il bambino perché non ha soluzioni alternative. Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze. Il presente provvedimento ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto fino al 15 aprile
2020, salvo proroga o ovviamente revoca con analoga ordinanza. Le disposizioni della presente ordinanza perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni statali più restrittive. La vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza è attuata dagli organi di polizia giudiziaria, di cui è l'articolo 55 del codice procedura penale. Quindi, detto in soldoni, la domenica tutto chiuso, i distributori, negli autogrill c'è la possibilità di alimentarsi e di avere i servizi igienici, nei distributori di benzina, di carburante, fuori dai centri abitati, se hanno un bar resta aperto dalle 6 del mattino alle 6 di sera, però vedo che tutti stanno più o meno chiudendo, e nei centri urbani, nelle zone delimitate dei centri urbani, la possibilità di non possono aprire i bar, i distributori. Per quanto riguarda i bevande e alimenti, vi ho detto, tutto chiuso la domenica, restano aperte solo farmacie, parafarmacie e edicole, ed infine per l'attività motoria, cioè uscire di casa per andare a fare la corsetta, la passeggiata o portare il cane, 200 metri dall'abitazione, punto. A me spiace annunciare questa ordinanza, i dati ci fanno preoccupare. Non è un atto di prevaricazione, di limitazione della libertà, chiedo assolutamente la collaborazione dei veneti, non è un momento facile, mai un amministratore vorrebbe firmare ordinanze come queste, ma non abbiamo alternativa. Il mio primo obiettivo non è il consenso, ma è la salute dei veneti, e la mia coscienza mi dice che la salute dei veneti va tutelata così, e forse è ancora poco come restrizione. Grazie. Domande? Scusi Presidente, prendiamo atto di questa restrizione, l'aveva già annunciata nei giorni scorsi la possibilità. Mi chiedo una cosa però, i cittadini devono stare a casa, c'è ancora una parte di Veneto molto ampia che deve andare a lavorare con meno mezzi pubblici e quindi difficoltà maggiori e assembramenti maggiori nei mezzi pubblici. La Regione pensa di intervenire anche su Non possiamo farlo giuridicamente, ve l'ho già detto, non abbiamo potestà giuridiche, cioè la chiusura delle aziende non rientra nelle nostre competenze come quella delle scuole, e quindi l'unica cosa che possiamo fare sono i controlli, tanto è vero che domani vi diamo un resoconto dei controlli della settimana e vi posso garantire che è importante. Posso chiedere se la Regione intende attivarsi con il governo? Ci siamo già attivati. Per studiare questa sì. Cioè, la Regione Veneto chiederà al governo. No, ma noi lo chiediamo, guardate, noi abbiamo già espresso in più occasioni, se questa è la risposta che devo dare alla domanda, del valutare il tema delle imprese, ma è un tema ovviamente che è molto, molto complesso e per di più che ha visto un accordo con le parti sociali, per cui alla luce dell'accordo giustamente tutto oggi è mummificato, per cui a tutela dei lavoratori noi facciamo fare i controlli con le SPISA, quindi con la sanità del Veneto, per verificare che quantomeno ci siano i dispositivi, le distanze di sicurezza e i gel disinfettanti. A lei riterrebbe auspicabile una manovra del genere? Compatibilmente con le necessità che poi abbiamo, perché se... Fatto salva, dico Ma guarda, io penso una cosa onestamente, onde evitare di star lì a sparare titoli, penso che è inevitabile che molte aziende hanno chiuso e chiuderanno, perché ormai le frontiere sono tutte chiuse, quindi chi ha necessità di esportare rischia di far solo un magazzino. Vedo i lavoratori che sono angosciati, perché quello che mi arriva dal mondo dei lavoratori è l'angoscia. Vedo molti imprenditori che sono preoccupati del fatto di non capire quale sarà la direzione. Penso che prima o poi un punto della situazione che su questo tema col governo lo dovremo fare in maniera ufficiale. Governatore, posso? Prego. Queste nuove restrizioni sono una presa di posizione appunto da parte della Regione del Veneto o c'è stata un'apertura e quindi un consenso da parte del governo che ha atteso? No, queste sono autonome, nel senso che non è escluso che il governo poi ne adotti in maniera più uniforme, è quello che io auspico a livello nazionale, perché poi il collega Federica so che ha adottato, l'ho sentito anche ieri sera, e il collega Fontana immagino che adotterà anche lui restrizioni, il collega Bonaccini le ha fatte, però ci sono delle regioni che potrebbero fare in via preventiva assolutamente
avere beneficio di ordinanze come queste, per cui il mio invito al governo che valuti fino in fondo di portarle a livello nazionale queste scelte. Grazie. Fermo restando che avuta la sentenza del TAR Campania non è, a questo punto noi ci siamo mossi. Sì, Presidente, intanto un dettaglio, ma insomma queste limitazioni sono in vigore a partire dalla pubblicazione, quindi quando verrà pubblicata? A oggi? Oggi? Sì, sì. Quindi a partire da oggi stesso? Sì, sì. Ecco, volevo tornare un attimo al discorso un po' sanitario, no? Ho sentito che c'è stato un nuovo caso a Vo, dove sembrava che il focolaio fosse... Ma no, il focolaio aveva 6 positivi, per cui che ci sia un caso a Vo, posso dire, può anche rientrare nella fisiologia di questa epidemia. Vo comunque resta ad oggi, diciamo, la realtà più pulita. Ovvio è che Vo potrebbe rialzare la testa nel momento in cui ci siano cittadini che inevitabilmente, inconsciamente portano il contagio da fuori o riparte il contagio come parte in tutte le parti del Veneto. Ecco, per quanto riguarda i materiali, dove mi sembra che tu sia molto preoccupato dalla... No, scusa, lo dico per le agenzie, avevo un testo sbagliato, è fino al 3 aprile l'ordinanza, non 15 aprile. Come il DPCM nazionale. Sì, sì, quindi come il DPCM, ho letto io sbagliato, scusate, 3 aprile, quindi le agenzie che batteranno la notizia fino al 3 aprile. Grazie, scusami. No, dicevo, mi sembravi molto preoccupato sul fronte dell'approvvigionamento di materiali, no? In particolare, preoccupatissimo. Ecco, in particolare questa scarsità di farmaci. Ieri c'è stata proprio una nota anche a livello nazionale, mi pare anche AIFA ha preso posizione. È una scarsità di farmaci che comincia ad avvertirsi negli ospedali? No, negli ospedali no, però noi siamo preoccupati perché la chiusura delle frontiere, e diciamolo fino in fondo, il requisire tutto quello che c'è sul mercato per fare il magazzino in un momento pandemico è naturale. Voi lo capite che è naturale che il magazzino del mondo non sia tarato per una pandemia, è tarato per quelle statistiche, dati statistici di influenza, di HIV, di oncologia. Oggi ovviamente lo schema si sballa, peraltro sballa con un doppio problema, che alcuni farmaci che potrebbero dimostrarsi innovativi, che stiamo sperimentando e finendo di sperimentare a livello internazionale, non hanno quelle quantità sul mercato per affrontare una mole di pazienti come questi. Cioè, si dice che nel mondo ci siano almeno 250.000 persone infettate. Cioè, voi capite che i trattamenti, se hai dei farmaci che oggi rappresentano una quota di mercato infinitesimale, è così. Cioè, a voi sembra normale leggere una notizia che se è vera, perché ormai bisogna sempre dire che se è vera, che un cargo americano è partito da Aviano con 500.000 tamponi realizzati nell'azienda di Brescia e noi non riusciamo a trovarli. L'hanno comunicato. Ditelo, a me non sembra normale. A me non sembra normale. Come non sarebbe normale che un cargo italiano partisse da New York o da Washington con un carico di tamponi per l'Italia portati via da un territorio che ha bisogno di tamponi. E ve lo dice un filo americano, non ve lo dice uno che ce li ha con gli americani. Però a me non sembra normale. Prima viene la salute dei miei cittadini e a me non sembra. Io mi metto nei panni del collega Fontana che viene a sapere che un'azienda di Brescia, se è vero, consegna 500.000 tamponi quando noi ce li danno col contagocce. Ne abbiamo comprati 100.000, ce ne consegnano 5-6.000 ogni tanto e li abbiamo comprati in tempi non sospetti. Altro? Sì, una domanda ancora per quanto riguarda, è sempre un tema purtroppo quotidiano, insomma, le terapie intensive. Lì mi sembra che molti risultati in termini di ampliamento del servizio sono stati raggiunti, siamo a quota 825. Sì, 825, ci mancano macchine però sulle 825. Mancano macchine. Ci mancano un centinaio di macchine che noi abbiamo sulla carta tutte in arrivo, comprese quelle della protezione civile, ma devono arrivare.
Questa mattina ci hanno confermate 20, l'altro ieri siamo andati a 15, però dobbiamo arrivare a queste. Devo dire che ne ho parlato anche con il Presidente del Consiglio, che oggettivamente si è interessato di questa partita, però noi ragazzi dobbiamo anche pensare che dobbiamo allestire più postazioni possibili. Abbiamo anche chiesto che ci venga riconosciuta la validità del CPAP sterilizzato, perché il CPAP viene considerato oggi un usa e getta, no, per la terapia del seminale, cioè lo usi e poi lo butti via, c'è la mascherina, sì, più di una mascherina. Abbiamo chiesto di poterlo sterilizzare, ma non ci forniscono più neanche CPAP, che c'è la banalità delle più grandi banalità dal punto di vista di device da acquistare. Quindi perché vi ho detto tutto questo? Prima perché siamo angosciati e tirati come una corda di violino, e questo lo sapete da voi. Secondo, che hai capito, cioè è inutile che vedo tutti sti tutorial in TV scusate, nei social di gente che dice non ci sono le mascherine. Cioè, dicono assolute verità, però si omettono di dire una cosa: non ci sono sul mercato mondiale. Allora, se tu fai un video, e non sto parlando di video contro di noi, ma lo dico a tutela di tutti, se tu fai un video per dichiarare che la comunità internazionale ci sta mettendo in ginocchio è una roba, se lo fai per far credere che il tuo assessore alla sanità piuttosto che il tuo direttore generale è un lazzarone è un'altra roba. E poi altra roba che vi voglio dire: noi abbiamo offerte quotidiane di mascherine, fra l'altro io ho chiesto che vengano tutte registrate, da paura, minimo 20-30 al giorno. C'è gente la più disparata, che passa da andare a fare la passeggiata col cane a grande fornitore di mascherine. Non sto raccontando balle, un giorno scriverò una storia sulle mascherine e il coronavirus. La verità è che 9 su 10 li perdiamo per strada perché non sono in grado di darci garanzie, vogliono i soldi, tutti i soldi prima, il 99% vuole tutti i soldi prima, non sono in grado di garantirci sdoganamenti, non sono in grado di garantirci la certezza che ci arrivi la merce, siamo a livelli di Rambo. Ve lo dico perché sapete ragazzi, siccome qualche giorno di marciapiede ce l'ho, allora vi avviso prima, non vi venga mai il dubbio di pubblicare qualcuno che vi dice, perché è la notizia ghiotta, avevo proposto 6 milioni di mascherine, 3 milioni di mascherine e Zaia e il Veneto non le ha volute. Perché quando avete uno che viene di sta roba, me lo venite a dire, tiriamo fuori la scheda di questo tirapiedi, perché a questo punto è un tirapiedi, e vi diremo perché non sono state comprate. Bon? Vi ho avvisato, perché sono preoccupato dell'effetto che creerebbe nei cittadini. Pensare che uno ti può vendere 1 milione di mascherine e tu non le compri. Siccome vedo alcuni che hanno anche un atteggiamento non molto educato nel rispondere quando vi dici guarda non siamo interessati a fare ste robe, allora, perché c'è anche qualcuno che si è anche convinto che si può anche pagarle brevi in mano così velocemente. Allora vado al contrario dell'ordine di arrivo. Minazzi chiedeva quando viene la pubblicazione e oggi e vale fino al 3 aprile, facciamo veloci. Già risposto. La Giacomuzzo, giornale di Vicenza, i tamponi italiani partite la volta di chiusa, lei ha già risposto. Sì, aggiungo una cosa, anche qui, non mettetemi in bocca robe che non ho detto. Io non vi ho mai detto che facciamo i tamponi a tutti i veneti. Quanti siete qua? 1, 2, 3, sarete una ventina. Mi avete sentito dire questo? Ho detto faremo tamponi a tappeto secondo un programma che deciderà le microbiologie del Veneto col professor Crisanti, punto. A questo ci abbineremo i test rapidi e sicuramente saremo più performanti. Guardate, stamattina un mio amico da Monaco mi aveva detto ma qui a Monaco sono veramente avanti, li fanno in macchina addirittura, ti fermano e ti mettono. Sì, ho capito, ma io ho detto la tabellina mondiale è questa, Monaco non c'è neanche sulla tabellina mondiale, vuol dire che hanno iniziato stamattina. Primi al mondo per tamponi sono i veneti, vi sfido a dire che non è vero, seconda la Corea, terza la Lombardia e poi giù Cina e altri. Andiamo avanti, risulta che scarseggino farmaci antivirali. Il problema dei farmaci è un problema reale. Mantovani è andato giù a AIFA, l'ho mandato giù oggi, o meglio l'ho mandato, gli ho dato l'ok per andare giù oggi per vedere di sbloccare questa situazione. È una situazione che mi preoccupa non poco. Un nuovo caso positivo lo commento.
l'ho già commentato a Tosato, nel senso che il caso positivo a Vo sì, farà notizia perché giornalisticamente piace sta roba, ma a noi non cambia nulla, nel senso che, con tutto il rispetto, stiamo parlando probabilmente di un caso che è venuto fuori da contatti che ha avuto un signore o una signora, non so chi sia, cioè stiamo parlando di contagi. Ragazzi, abbiamo 10.000 persone, 12.000 persone in isolamento e 3.500 positivi in Veneto, è il 3.501 questo. Poi abbiamo avanti ancora, Buoso abbiamo risposto e il costo contagiato a Vo, Giorgio Malavasi. Per quanto riguarda le chiusure abbiamo risposto, per le fabbriche, uffici, cantieri, dice non si rischia la desertificazione economica da cui sarà. No, guardi, sui cantieri vi anticipo che sto valutando l'idea di una più che un'ordinanza, di una direttiva, qualcosa da scrivere a tutti i RUP, i responsabili unici del procedimento, per, diciamo, sostanzialmente dire: guardate, se sospendete i lavori cerchiamo di trovare la soluzione che non ci siano danni, perché le imprese vorrebbero sospendere i lavori, ma nell'appalto pubblico è inevitabile che finché il RUP non gli dice blocca, loro devono presentarsi sul cantiere. Aska News dal MAS, nel caso nuovo caso, nel modello matematico avete considerato anche eventuali ritorni, immagino? Sì, però sentite, posso darvi un consiglio, visto che lavoriamo tutti in squadra con i giornalisti, cioè non creiamo sta storia del nuovo caso Vo, perché primo dà una comunicazione tragica, perché sembra quasi che stia tornando il mostro. Due, il mostro c'è sempre stato, Vo ha chiuso con 6 positivi. Questo sarà il 7° o sarà il 6°, perché magari uno dei 6 è già diventato negativo. Cioè, mi preoccupano gli 80 casi al giorno di Verona, non il caso di Vo oggi. Verona è il nuovo cluster, occhio che Verona è un nuovo cluster, è impegnativo, è confinante con Brescia, per cui Verona sta crescendo in maniera esponenziale. Tanto è vero che noi abbiamo già dato ok per svuotare Villafranca, per partire col Covid Center a Villafranca. Vittorio Veneto, stop ad altri ricoveri, dice dal MAS, accolti solo coronavirus, un ospedale tutto dedicato al Covid? Ma guardate, se cercate le polemiche, c'erano tutti gli estremi per già scrivere sti giorni. Visto considerato che ci sono dei giornali impegnati solo a questo, avete gli strumenti per fare le polemiche. E poi Petrovelli scrive, ci manca tra virgolette quello che scrive un medico di Sant'Orso, però non c'è il nome del medico. Adesso non c'è il nome, non faccio commentare una roba di uno che non ha un nome. Bene. Io ho finito. Grazie, buon lavoro. Questa allora la conferenza stampa di Zaia, tantissime cose da dire, magari fra poco ci ricolleghiamo anche con Filippo Fois, a meno che non ci sia forse Bottacin che deve dire qualcosa, sentiamo. Ricolleghiamoci un attimo, si è seduto Bottacin improvvisamente. Rapidissimo l'aggiornamento sulle mascherine. Le prime che ci sono arrivate 72.000 ieri sera e 120.000 questa mattina. 72.000 ieri sera più 120.000 questa mattina. Immediatamente sono partiti i furgoni per tutte le province, poi magari dopo pubblicherò le foto su Facebook e anche su quelle del Presidente se Carlo gentilmente. Ecco. E ovviamente la priorità è stata data per le case di riposo e per le strutture sensibili, quindi appena sono arrivate immediatamente sono partite. Non ripeto quello che ha detto il Presidente sulla questione delle polemiche, perché a me fra l'altro ieri in diversi hanno scritto che è una vergogna che ci sia il leone sulla mascherina che è campagna elettorale. Ricordo che il leone è il logo dell'azienda che le ha regalate, quindi voglio dire, se poi uno dietro a qualsiasi cosa vede il mostro, fra l'altro il leone di San Marco è il simbolo della nostra regione e è nella bandiera della nostra regione, c'è anche sul simbolo della protezione civile che vedete qua dietro. Quindi. Altre domande all'assessore? Posso chiedere una curiosità? Si sta parlando dell'esercito per presidiare, insomma, e controllare, risulta?
Ma guardi, io non so chi abbia dato questa informazione, ma a me in questo momento non risulta. Altre notizie? Ospedali, vi interessa sapere qualcosa sugli ospedali in via di... Gli ospedali oggi vengono consegnati, 5 ex ospedali, sono 740 posti letto che vengono consegnati alla sanità e quindi sono a disposizione per la sanità. Sono 3 in provincia di Verona, 1 in provincia di Padova e 1 in provincia di Treviso. Grazie. Ok, grazie Assessore. A posto, chiudiamo qua. Grazie Paolo. Oh Carlo, hai fatto bene. Allora, così era questa postilla dell'assessore Bottacima, che è importante perché ha parlato dell'arrivo delle mascherine, quelle prodotte diciamo made in Veneto. Tantissime allora le cose da dire, ma prima lanciamo la pubblicità, poi ci ricolleghiamo con Filippo e facciamo una sintesi. Rieccoci in diretta. Allora, poco fa si è conclusa la conferenza stampa del governatore Zaia, è arrivata allora l'ordinanza, sono arrivate le ordinanze operative già da oggi, quelle che aveva annunciato ieri, e quindi le ordinanze con altre misure di restrizioni, la chiusura dei negozi della domenica, tranne farmacie, parafarmacie e le edicole, e poi lo stop alle cosiddette passeggiate, se non entro 200 metri dalla residenza, e anche chi si muove appunto in bici o con un altro mezzo, monopattino eccetera eccetera, non potrà farlo, stop, se non per motivi ovviamente di lavoro, e i 3 motivi diciamo sanitari, di lavoro o di necessità improrogabile, quindi la spesa per muoversi, quindi non si potrà muovere se non per questi motivi. Lo stop cosiddetto alle passeggiate, la chiusura di parchi e giardini pubblici, insomma è arrivata la stretta attesa che in qualche modo ricalca sostanzialmente quello che ha deciso ieri anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Poi ha parlato anche della situazione in Veneto, quei 1017 ricoverati che preoccupano, la preoccupazione per l'approvvigionamento dei farmaci, ma anche delle mascherine, insomma degli schermi, i ventilatori, i respiratori, e anche la polemica perché dice insomma i respiratori da noi comprati poi vengono dirottati dalla Svizzera, dalla Cina, quello che sta accadendo, insomma, e ha fatto anche un appello alla Guardia di Finanza per vigilare su chi sta speculando in questo che è proprio diventato un mercato mondiale di dispositivi sanitari. E poi ha ringraziato anche tra i tanti donatori Ennio Doris, il patron di Banca Mediolanum Padovano di Tombolo, Veneto, che ha donato 5 milioni di euro. Non so se abbiamo Filippo Fois per fare un po' il punto soprattutto sull'ordinanza, che era una cosa attesa dalla popolazione, anche per capire come muoversi dalle prossime ore in poi, perché è operativa da oggi, è appena stata firmata, è operativa da oggi e lo sarà fino al 3 aprile, aveva detto inizialmente 15 ma si era sbagliato, è operativa fino al 3 di aprile. Sul fronte invece del nuovo contagiato di Vo si è dimostrato meno preoccupato, il governatore Zaia ha detto insomma a me è fisiologico, ha parlato di una situazione fisiologica, abbiamo chiuso Vo, insomma il cluster con 6 contagiati, dice uno in più non è il ritorno del mostro, il mostro c'è sempre stato, ha detto così, insomma non è preoccupato tanto di quello. Altre cose che ha detto, appunto ha ripetuto ancora una volta la questione delle ordinanze, che così vanno un po' a integrare anche l'azione, ad aiutare un po' l'azione dei sindaci, che quindi trovano un cappello regionale a quello che già avevano iniziato a fare. Quindi i controlli partiranno, saranno controlli stretti, ha detto, e anche per quanto riguarda l'approvvigionamento nei negozi di alimentari con una persona alla volta, ma vi diremo nel dettaglio tutto ovviamente quando avremo in mano
l'ordinanza per poter dirvi passo per passo cosa prevede anche nei nostri servizi. Ciò detto, non so se abbiamo Filippo Fois, non lo vedo ancora, sì, lo vedo, eccolo qua. Allora Filippo, ho detto sinteticamente un po' le cose, però per essere chiari, poi ovviamente lo spiegheremo nel dettaglio con i nostri servizi e anche nel corso di questa edizione straordinaria. Tu hai in mano, credo, l'ordinanza, quindi puoi essere più preciso. Allora, ripetici un attimo l'ordinanza, cosa prevede nel dettaglio, così lo facciamo in modo chiaro per tutti. Eccoci qui, l'ordinanza la vedete, ce l'abbiamo in mano e vi diciamo subito gli aspetti più importanti, quelli che sono stati già annunciati dal Presidente Zaia durante il punto di oggi. La leggiamo più o meno assieme a voi, saltando alcuni pezzi, perché naturalmente ci sono tanti rimandi a vari articoli di legge. Dunque sono chiusi all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motorie di qualsiasi natura siti nel territorio regionale. Vale a dire, da ora in tutto il Veneto i parchi pubblici sono chiusi, avevamo detto spesso come comunque ci fosse ancora gente che andava in giro in bicicletta o a fare jogging nonostante già le ordinanze che c'erano state in questo periodo. Bene, da oggi sono chiusi anche tutti i parchi, qualche comune aveva provveduto per conto suo, da oggi anche nei comuni in cui non si è provveduto, in tutto il territorio regionale questi parchi saranno chiusi. Poi il secondo punto, l'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, per cui chi va in bicicletta semplicemente o va a farsi una passeggiata sono ammessi solamente verso gli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, per cui si esce solamente per andare a fare la spesa. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità dunque scusate che ci arrivo subito, naturalmente esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità, quelli sono confermati. Nel caso in cui a piedi o in bicicletta la motivazione degli spostamenti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, quindi qua si va dal giro col cane al giro in bicicletta, a chi fa jogging, a chi semplicemente esce di casa per sgranchirsi le gambe, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora o comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora. Cosa vuol dire? Che in pratica non ci si può più allontanare, a meno che non si stia andando a fare la spesa, a meno che non si stia andando in farmacia, parafarmacia o in ospedale, a meno che non si stia andando al lavoro, non ci si può più allontanare da casa da 200 metri. E nel momento in cui si viene fermati bisogna, carta d'identità alla mano, far vedere che si è entro questo limite da casa. Questa forse è la novità più importante del provvedimento che è stato reso esecutivo in queste ore dalla Regione. Poi il terzo punto, al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi, scusate che giro la pagina, di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio di rifornimento. Bene, questo è semplicemente il fatto che, dicevamo, gli autogrill rimangono aperti. Io però l'altra novità importante è il fatto che gli esercizi commerciali di generi alimentari sono chiusi la domenica. Eccolo qua, è il quinto punto. È vietata l'apertura nel giorno della giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio. Quindi si riconferma ai fini di chiarezza l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole. Quindi la domenica è tutto chiuso, chiudono anche gli alimentari, saranno aperte solamente le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Quindi cercando un attimo di riassumere quali sono le restrizioni più importanti che entrano in vigore da oggi. Non si può più uscire di casa, allontanarsi di casa oltre i 200 metri se non si sta andando al lavoro
ci si stia muovendo per esigenze di salute oppure ancora si stia andando a fare la spesa. La spesa non la si potrà più fare di domenica è tutto chiuso. Io direi queste sono, diciamo, e poi sono chiusi tutti i parchi pubblici. Ecco, questi sono i 3 punti probabilmente quelli più importanti di questa nuova restrizione. Tra l'altro abbiamo sentito che a differenza di ciò che si stava sentendo in giro non ci sarà l'esercito a vigilare sul rispetto di queste nuove norme, ma semplicemente come fino ad ora continuerà ad essere effettuato il controllo da parte delle forze dell'ordine. Altra cosa che ha detto importante, abbiamo ricordato insomma il grazie a Ennio Doris che ha donato 5 milioni di euro e adesso fra poco facciamo vedere di nuovo l'immagine del conto corrente e poi ecco l'altra parte importante della conferenza stampa con i dati, no? Lui ha sottolineato un dato su tutti anche visivamente, quel 1070 o 1017, adesso ve lo dico subito, 1070 ricoverati, cioè praticamente un ospedale, un grande hub riempito completamente di persone affette, come dire, malate di coronavirus. Insomma, ha posto l'attenzione anche su questo e sulle difficoltà di approvvigionamento. Su questo è stato anche duro con chi sta speculando evidentemente sulla situazione. Esattamente, allora per quello che riguarda la donazione di 5 milioni di euro, credo, se non mi ricordo male, che potrà permettere l'allestimento di 150 postazioni di terapia intensiva, sono tantissime e effettivamente è quasi come se si creasse un nuovo ospedale in Veneto per la cura del coronavirus. Per quello che riguarda gli approvvigionamenti, sì, effettivamente stiamo vivendo una situazione molto difficile in un mercato che si sta muovendo, mi verrebbe da dire, con logiche spesso proprio di mercato, nel senso che i prezzi sia per quello che riguarda le mascherine che per quello che riguarda i tamponi variano di giorno in giorno, di ora in ora e risulta spesso molto difficile trovare appunto gli approvvigionamenti necessari qui in Veneto e che spesso vengono comprati da qualcun altro che si presta evidentemente a questa logica e insomma sono veramente una situazione da questo punto di vista che è stata denunciata con molta forza dal governatore del Veneto. Poi è tornato a parlare della polemica un po' sulle mascherine, no? Le mascherine di Grafica Veneta, polemica un po' di queste ore. Sì, appunto. Allora, a parte che ecco, sulle mascherine poi l'assessore alla protezione civile Bottacina ha annunciato la diffusione, sono arrivate 75.000 mascherine, credo, nella serata di ieri, altre 115.000 in mattinata che ora inizieranno ad essere distribuite su tutto il territorio regionale. La precedenza naturalmente ce l'avranno i siti sensibili, si è parlato anche delle case di riposo e poi piano piano, diciamo, a centri concentrici la distribuzione avverrà un po' per tutti, però diciamo si inizia proprio da quelle che sono le aree di crisi che hanno maggiore necessità dell'utilizzo di queste mascherine e poi si andrà gradualmente anche a interessare tutti gli altri. Benissimo, allora grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio per averci consentito di poter anche oggi vedere e sentire il governatore Zaia nel punto particolarmente importante. Peraltro ha detto che invece domani tra le tante cose darà anche i dati dei controlli sulle aziende, i controlli di sicurezza sulle aziende, i primi giorni di controlli Spisa iniziati questa settimana, ha detto ci sono anche dati importanti, ha detto Zaia, quindi domani probabilmente parte della conferenza stampa sarà dedicata proprio alla questione della sicurezza sul lavoro. Ha anche detto a domanda, ma è una cosa che aveva già detto precedentemente, a domanda insomma sulle fabbriche, è giusto che stiano chiuse, che stiano aperte. Zaia ha ribadito non abbiamo la facoltà di decidere una chiusura né sulla questione aziende né sulla questione scuola, ma dobbiamo attenerci ed eventualmente fare i controlli. Ha detto credo, ma l'aveva già detto ieri, che andranno a chiudere autonomamente vista anche la situazione che si trova con la chiusura delle frontiere. Ovviamente restano aperte, devono restare aperte alcune realtà che sono legate al sostegno insomma, della cittadinanza nell'emergenza coronavirus. Allora la pubblicità, poi ritorniamo in diretta.
Rieccoci in diretta. Allora, abbiamo sentito le nuove restrizioni, le nuove ordinanze firmate dal governatore Zaia, quindi stop chiusi tutti i parchi, stop negozi nei festivi la domenica, tranne parafarmacie, farmacie ed edicole e tabaccherie. E poi stop alle passeggiate, se non chi vuole fare attività fisica entro i 200 metri dalla residenza, così anche per chi deve portare il cane a fare i bisogni fisiologici. Ecco, questo è operativo da oggi. Nel frattempo il governo fa sapere che dovrebbe arrivare in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto al coronavirus. La decisione del Premier Conte, attesa da ora, era quello che invocava sostanzialmente il Veneto, che invocavano le regioni. Le norme preciserebbero l'ultimo DPCM, dunque secondo fonti di governo potrebbero essere inserite non in un nuovo decreto ma in un provvedimento correttivo più snello, quindi ci sarebbero degli emendamenti, degli elementi in più che rafforzano il DPCM originario. Tra le misure al vaglio ci sarebbero lo stop all'attività fisica all'aperto, lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel weekend, lo stop agli spostamenti nelle seconde case. Quindi questo nel momento in cui arriverà andrà ad accorparsi all'ordinanza regionale del Veneto. Speriamo che non ci sia il rischio di creare troppa confusione. In ogni caso la situazione insomma, è emergenziale, quindi la stretta, più stretta c'è meglio è, sia da parte nazionale che da parte regionale. Contagi da Covid-19 nelle case di riposo, la CISL chiede alla ULSS 1 Dolomiti l'istituzione di una task force. La CISL, di concerto con la Federazione della Funzione Pubblica, chiede alla direzione strategica dell'ULSS 1 Dolomiti di istituire una task force da dedicare al sostegno diretto delle strutture, garantendo sia dispositivi di protezione che formazione del personale, nonché, nel caso in cui vi sia un numero elevato di operatori contagiati, un supporto per garantire la continuità assistenziale. La richiesta muove dalla grave situazione venutasi a creare in alcune strutture residenziali per non autosufficienti, in particolare il centro servizi socio-assistenziali dell'Alpago, dove risultano contagi da coronavirus sia tra gli ospiti che tra il personale di assistenza. Questo per quanto riguarda la situazione di Belluno, quindi i contagi nelle case di riposo di Belluno e la richiesta della CISL. A proposito delle case di riposo, il punto della situazione a Treviso con il direttore dell'ISRA Giorgio Pavan. Per quanto riguarda la situazione attuale degli 850 anziani, sono ovviamente tutti sotto controllo e non ci sono particolari problemi ad oggi, ma sappiamo che agiamo in un contesto molto delicato e quindi l'attenzione deve essere massima 24 ore al giorno. Ci sono casi di positività? Abbiamo avuto 2 medici di medicina generale che pur con mascherina, con guanti, con tutte le protezioni dei casi sono stati riscontrati. Loro sono, diciamo, davvero i medici di base, sono in trincea come tanti altri, ma loro tra i tanti, e questi casi sono stati ovviamente messi in quarantena obbligatoria a domicilio per la cura. Noi abbiamo messo in quarantena preventiva i 3 infermieri che hanno lavorato assieme. Per fortuna i motori sono al minimo, quindi hanno visto pochissime persone per poco tempo. Gli anziani che sono stati visti da queste persone, una decina in un caso, 7 in un altro, sono sotto stretta sorveglianza, e qualora manifestassero degli sintomi, diciamo, che in qualche maniera potessero far pensare al tema del coronavirus, verrebbero isolati. Abbiamo predisposto un piano di isolamento per ognuna delle nostre strutture in modo tale da circoscrivere eventuali problemi, perché altrimenti nelle nostre strutture sarebbe davvero un guaio. Ecco, quindi al momento degli 850 ospiti nelle varie strutture nessuno è positivo? Beh, nessuno è positivo e ancor più nessuno ha sintomatologie che possono far pensare alla necessità di un approfondimento. Ovviamente i bollettini valgono qui e ora, nel senso che poi è un'evoluzione in corso. Ad oggi è così, ci sono alcuni operatori per l'appunto
che preventivamente sono stati un colpo di tosse o cose di questo tipo, gli diciamo stai a casa, fai le verifiche e dopo vieni, perché la situazione è estremamente delicata, ma ad oggi nessun caso di Covid positivo. Quindi continua la stretta, quindi sulle visite. Assolutamente, guardi, dirò di più, noi non ci montiamo la testa, incrociamo le dita, ma soprattutto ci proiettiamo a tutta aprile, cioè non mi passa lontanamente per la testa l'idea che dal 3 o 4 aprile insomma apri porte e finestre a tutti. Non sarà così, quindi chiediamo la collaborazione dei familiari che possono contattare, vengono contattati da noi, i familiari vengono messi in contatto telefonico o video attraverso WhatsApp, attraverso Skype, attraverso tutti gli strumenti, insomma i tablet eccetera che utilizziamo. Gli operatori sono muniti di mascherina per ogni turno e sono istruiti in merito ai comportamenti da tenere, insomma. Quindi abbiamo avviato tutte le procedure precauzionali del caso. Le regole è che non entra nessuno se non chi deve lavorare nella cura delle persone, punto, quindi familiari, volontari. Ecco, nel caso di situazioni molto gravi di non coronavirus ma di probabile decesso della persona, perché assistiamo anziani, allora i familiari vengono forniti delle protezioni necessarie, vengono accompagnati al capezzale, diciamo, del loro caro in un contesto molto protetto, e quindi viene consentito dove possibile, ecco, un ultimo contatto con la persona cara. Allo stessa maniera nuovi inserimenti in struttura garantiti, diciamo, dal fatto che vengono fatti tamponi preventivi prima dell'ingresso in struttura. I familiari accompagnano un giorno o 2 giorni, sempre con le precauzioni del caso. Queste sono le uniche 2 eccezioni, diciamo, all'ordinarietà. Per il resto, anche per i bravissimi volontari che ci hanno dato una mano su tutto, abbiamo chiesto lo sforzo, insomma, così, di stare ognuno a casa propria in questo momento difficile. E gli anziani come stanno reagendo a questo Devo isolamento? dire che noi abbiamo per ora, perché poi, come dire, è tutto un percorso in salita, abbiamo mantenuto tutte quelle professioni che durante il giorno consentono di mantenere la routine giornaliera, cioè il tema di alcune attività non più di gruppo ma individuali vengono fatte non solo attraverso gli operatori, gli infermieri, ma anche attraverso gli educatori, gli psicologi, i logopedisti, i fisioterapisti. Alcune attività vengono volutamente mantenute proprio per dare il senso che la vita continua e che ci prendiamo cura di loro. Queste le parole di Pavan, direttore dell'Isola di Treviso. Allora direi andiamo di nuovo in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, dunque l'emergenza coronavirus, sono scattate le nuove restrizioni, le ordinanze del governatore Luca Zaia, ne abbiamo parlato poco fa, si attendono anche quelle che dovrebbero arrivare in giornata del governo, che sostanzialmente rispecchiano ciò che ha già deciso il Veneto, quindi lo stop alle passeggiate, la chiusura dei negozi nei centri commerciali, negozi comunque alla domenica, al di là dei negozi essenziali, parafarmacie, farmacie edicole, e insomma che si può uscire sostanzialmente soltanto anche a piedi, in passeggiata, si può uscire a piedi soltanto per lavoro, piedi o in bicicletta, ovviamente in auto, per lavoro, per motivi sanitari e per necessità inderogabili, come ad esempio sostanzialmente fare la spesa, e basta. Per questo c'è stata anche la chiusura dei parchi e delle aree verdi laddove non erano già chiuse, l'attività fisica entro i 200 metri dalla residenza, così come anche per chi deve portare a spasso il cane, a fare i bisogni il cane, non a spasso. Allora, messaggi invece per il governo dal fronte economico, e quindi torniamo a parlare del Cura Italia e del decreto Cura Italia. Vediamo se riesco a recuperarlo, eccolo qui, il messaggio che viene da Patrizio Miatello, che noi conosciamo insomma come
il presidente, il rappresentante, il portavoce dell'associazione Ezzelino da Unara, che si sta battendo ormai da anni per il ristoro dei risparmiatori truffati dalle banche veneti. Qui sentiamo cosa ci dice insieme a un artigiano padovano. Sentiamolo. 20 marzo 2020, siamo qua sulla zona industriale di Padova, ore 12. Praticamente non c'è nessuno, è tutto vuoto, tutto chiuso. Qua, se il governo non prende atto che questa non è una guerra ma è la devastazione assoluta di tutto e interviene immediatamente nel tutelare le imprese, gli artigiani, non ci sarà futuro, non c'è più futuro. La salute va al primo piano, ma se non salviamo le imprese è inutile che andiamo avanti, perché senza imprese non c'è futuro. Qua noi siamo andati da 7-8 aziende, siamo alla disperazione più assoluta. Dovete intervenire subito, Presidente Conte. Faccia un miracolo, faccia un tavolo di emergenza, ma fate subito un'iniezione di soldi per le imprese. Buongiorno Presidente, sono un artigiano di Padova. Siamo già stati colpiti dal disastro delle banche. Non abbiamo più liquidità, non sappiamo più come pagare i nostri dipendenti e per tutelarci abbiamo anche chiuso le nostre aziende. Mi sembra che gli interventi che state facendo voi siano proprio come l'acqua fresca. Forse non vi siete resi conto, venite a vedere la situazione che stiamo vivendo nel Veneto. La saluto e la ringrazio, spero che questo mio intervento venga tenuto in considerazione. Grazie. Così allora Patrizio Miatello, che ci ha girato questo intervento anche di un artigiano di Padova, e allora sentiamo anche un intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento, visto che parliamo di governo, Federico D'Incà, del Movimento 5 Stelle, vediamo se riesco a recuperarlo velocemente, eccolo qui, ce l'avevo già aperto, eccolo qui, allora vediamo se riesco ad aprire, eccolo qua, allora aspettiamo un secondo, Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento. L'Italia sta affrontando con grande coraggio l'epidemia di coronavirus. Il nostro Paese è di esempio al mondo intero e i nostri concittadini stanno affrontando con responsabilità e sacrificio questo momento difficile. Noi come Governo nel decreto Cura Italia abbiamo messo a disposizione 25 miliardi di euro che saranno di grande aiuto per i lavoratori, per le imprese e per il sistema sanitario nazionale che ha assoluto bisogno di protezione e di aiuto in questo momento. E poi guardiamo con interesse a questi acquisti per 750 miliardi di euro di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. È una misura che il Movimento 5 Stelle chiedeva da molto tempo e finalmente è stata adottata. In queste giornate poi vi sono la stipula di contratti importanti per 100 milioni di mascherine con la Cina e poi arriveranno nelle prossime ore 8 milioni di mascherine dai paesi con cui avevamo un contratto precedentemente. Questo è il momento del sacrificio, della responsabilità, lo chiediamo agli italiani, chiediamo di restare in casa, di seguire quelle norme che abbiamo indicato più e più volte. Questo è il momento di essere uniti, di essere forte, andrà tutto bene, ne usciremo presto e ne usciremo anche migliori. Serve l'aiuto di tutti. E questo è il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese pentastellato Federico D'Incà, che in qualche modo anticipa la decisione, insomma anticipa il fermento che c'è sul tavolo per nuove misure restrittive che il governo pare decida a ore e potrebbe essere concretizzato proprio a ore e annunciato dal Premier Conte. Peraltro, come dire, anticipato dalle regioni, ieri Friuli Venezia Giulia e oggi il Veneto, che ve lo ricordo ha firmato le nuove ordinanze di misure insomma inasprite
per la circolazione che dovrà essere la circolazione essenziale, cioè motivazioni sanitarie, motivazioni di lavoro e necessità improrogabili, ovviamente la spesa. Così abbiamo sentito il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Allora, un altro passaggio importante riguarda anche la speranza. L'ha detto il Ministro per i rapporti col Parlamento D'Incà, quella frase, quella andrà tutto bene, che è un po' il monito, o meglio il leitmotiv, il ritornello per chi si trova in isolamento, diciamo, forzato, le persone che stanno rispondendo giustamente a quel restare a casa. Allora, apriamo un po' una piccola finestra di sorriso e di speranza. Intanto lo facciamo con un'iniziativa solidale che è una benemerita ultracentenaria società veneziana che ha aperto una sottoscrizione per implementare la strumentazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Venezia. Lo vedremo fra poco. Vediamo di nuovo, vi chiedo, le immagini del cartello con il conto corrente, l'IBAN e tutti i codici per donare al Veneto. Eccolo qui, combatti il coronavirus con la solidarietà, quello è il codice IBAN, ce lo state chiedendo in tanti, lo facciamo vedere insomma il più possibile per darvi la possibilità di prenderne nota. E come sapete nel corso della diretta Zaia ha ringraziato tutti ovviamente, e in particolare ha fatto il nome di Ennio Doris, il patron di Banca Mediolanum padovano di Tombolo, Veneto, dunque, che ha donato 5 milioni di euro al Veneto. Quindi con lui ha voluto ringraziare un po' tutti i veneti che stanno donando. Le cifre stanno arrivando e sono molte e serviranno soprattutto per acquistare le terapie intensive. Allora, un momento, uno spazio per dedicarsi al sorriso, un po' alla speranza. Allora vediamo il servizio con i vostri arcobaleni, i vostri sorrisi, il vostro andrà tutto bene. Rimani a casa, andrà tutto bene, ciao! E quindi come dire, il momento di comunione tra noi e voi, tra voi telespettatori e noi che siamo qui in redazione, con questi messaggi che arrivano e continuano ad arrivare. Continuate a mandarli perché sono importanti, testimoniano come anche in un momento così difficile non solo si sta riscoprendo un po' di senso di unità, ma si sta cercando appunto di guardare anche con il sorriso a quello che sarà il dopo, perché il dopo ci sarà e va certamente programmato. Sto guardando se ci sono altre domande che voi avete fatto per cercare di rispondervi anche in diretta. Molte sono i ringraziamenti e tanti ancora le immagini e i disegni che state mandando. Le richieste principali sono ovviamente riguardanti le misure restrittive. Vi ricordo appunto che
c'è l'ordinanza prevede la chiusura dei parchi, delle aree verdi e lo stop di fatto alla passeggiata, anche alla camminata, se non per le 3 motivazioni che sono indicate nell'autocertificazione, e l'attività fisica all'interno dei 200 metri, in un raggio di 200 metri dalla residenza, così come chi porta anche il cane a espletare i suoi bisogni fisiologici, ugualmente in bicicletta soltanto se si deve andare al lavoro o per necessità inderogabili, evidentemente a fare la spesa o per motivazioni sanitarie, e l'altro elemento importante è la chiusura dei negozi nei festivi, la domenica, di tutti i negozi, tranne ovviamente parafarmacie, farmacie, edicole, tabaccheria. Questo i principali elementi dell'ordinanza, che poi vi spiegheremo nel dettaglio con i nostri servizi, perché appunto avete sentito i vari aspetti. Allora, nel piano, ne ha parlato anche oggi Luca Zaia, nel piano sanitario la riattivazione degli ospedali dismessi. Allora, uno degli ospedali già praticamente pronto è quello di Valdobbiadene, e il servizio di Lucio Zanato mostra l'ultimo sopralluogo proprio dell'assessore Bottacin in questo ospedale riaperto e rimesso a nuovo a tempo di record, anche grazie alla forza e alla volontà degli alpini. Abbiamo fatto i test proprio a Treviso con i nostri elicotteri, con la barella biocontenitiva, e per noi va bene, cioè funziona tutto. Il SUEM di Treviso, con Pieve di Cadore e Verona, potranno trasportare in elicottero pazienti colpiti da coronavirus senza mettere a repentaglio la salute dell'equipaggio. Un dato importante nella battaglia quotidiana con l'infezione, soprattutto nella prospettiva che con l'aumentare dei contagi si rende indispensabile trasferire pazienti anche infetti ma non da terapia intensiva verso altre strutture. Ospedali di riferimento per coronavirus e ospedali pronti ad accogliere altri pazienti nel momento in cui il numero delle terapie intensive dovessero raggiungere il livello di saturazione. Un esempio è il Guicciardini, consegnato di fatto oggi alla Protezione Civile del territorio. Loro sono stati bravissimi, ci ha messo 4-5 giorni a fare tutto. Però voi capite che è meglio farlo prima piuttosto che trovarsi con le persone che arrivano in ospedale e non sai dove piazzarle. Quindi è stata un'azione fondamentale. Sono 5 strutture, a seconda delle necessità saranno ricoverate in queste strutture, se serve, casistiche diverse. 147 i posti letto riattivati su 4 piani, con area valutazione e zona volontari di presidio al piano terra. Oltre 3.000 ore di lavoro per circa 200 volontari che si sono alternati da giovedì scorso, segno di una solidarietà concreta come quella raccolta dal sindaco dalle aziende del territorio. 200 sedie, che ho appena avuto una comunicazione di un'azienda di Valdobbiadene che ha voluto regalare 200 sedie per il Guicciardini, un'altra azienda ha donato dei materassi, insomma chiunque cerca di dare una mano. Ad alcuni bisogna dir di no perché qua devono entrare le cose che servono, certo. E quindi a tutti sarà data una risposta, ma grazie davvero per la grande generosità dimostrata dai valdobbiadenesi, ma non solo, anche i comuni vicini. Un ringraziamento speciale agli alpini della sezione di Valdobbiadene dal presidente nazionale Sebastiano Favero, che tra l'altro ha confermato il forte impegno delle Penne Nere anche a Bergamo. L'ospedale da campo, posso dirvelo, da domani riprende la sua installazione nella fiera di Bergamo e sarà pronto fra qualche giorno a ospitare 250 ricoverati, quasi tutti di coronavirus. Bene, adesso la pubblicità e poi rientriamo in diretta. Di nuovo in diretta, ci sono ancora notizie di controlli e di denunce, ad esempio a Verona, incredibile, incuranti delle disposizioni di limiti per il coronavirus, un padre e suo figlio si sono tuffati nel fiume Adige facendo una nuotata sotto gli occhi sbigottiti dei passanti. 2 fatti uscire dall'acqua da una pattuglia della questura scaligera sono stati denunciati. Gli agenti si sono attivati dopo varie telefonate al 113, scorgendo i 2 intenti ad allenarsi, attrezzati di tutto punto con pinne e maschere. Voleva andare a nuotare, ha detto il 49enne, riferendosi al ragazzo di 17 anni, e così l'ho accontentato. Una motivazione che ha lasciato attoniti i poliziotti, che li hanno denunciati. 2 a piedi e infreddoliti si sono poi incamminati verso casa. È difficile anche commentare certe notizie,
è difficile anche commentare. Ce n'è un'altra che riguarda invece Treviso, scusate che rispondo, eccolo qui, che riguarda Treviso e i controlli della polizia anche in questo caso. Nella giornata di ieri i poliziotti delle volanti hanno effettuato numerosi controlli finalizzati al rispetto delle disposizioni del DPCM. Alcuni soggetti, ovviamente sono controlli precedenti alla nuova ordinanza entrata in vigore, le nuove ordinanze regionali. Alcuni soggetti, dopo essere stati identificati, hanno fornito delle giustificazioni del loro spostamento inconciliabili con la norma. Un ragazzo è stato denunciato per inosservanza in quanto alle ore 21 è stato trovato in sella alla sua bicicletta nei pressi dello stadio Monigo con una busta della spesa con alcuni alcolici nel portapacchi del velocipede. Il ragazzo era già stato fermato, denunciato per il medesimo reato il 17 marzo, ha fornito ai poliziotti uno scontrino d'acquisto di oltre 3 ore prima rispetto al momento del controllo. Quindi è rimasto in giro 3 ore, non è andato a fare la spesa ed è tornato, è rimasto in giro. Non potendo certamente essere accettata una giustificazione simile, il ventenne è stato nuovamente deferito per inosservanza. Inoltre verranno effettuati ulteriori accertamenti nei confronti di un uomo che viaggiava come passeggero assieme ad altri 2 soggetti controllati durante un posto di controllo. A seguito di specifiche verifiche, infatti, si è scoperto che lo stesso fosse sottoposto al regime di isolamento fiduciario, che conseguentemente gli era stato inibito qualsiasi spostamento dall'abitazione, quindi un uomo che si era spostato dall'isolamento fiduciario, una situazione di grande pericolosità perché può evidentemente espandere il contagio se si tratta di una persona positiva. Può essere che si tratti di una persona in isolamento perché è stata in contatto con una persona positiva, ma questo non è dato sapere. In ogni caso non si fa. Questo per quanto riguarda i controlli. Allora, la spesa, come andare a fare la spesa? Si dovrà andare in uno per volta. La stretta ulteriore dell'ordinanza regionale dice che la domenica saranno chiusi i negozi ed era una situazione già, come dire, anticipata da alcune catene. La soluzione più semplice è quella della spesa fatta a casa, la spesa che arriva a domicilio. Ormai le iniziative si sono moltiplicate, guardate a Padova. Nella difficoltà si riscoprono i negozi di vicinato e si allunga la lista di quelli disponibili a consegnare la spesa gratis a domicilio. Significa che i piccoli negozi dei quartieri, che fino a poche settimane fa rischiavano di rimanere schiacciati dalla grande distribuzione, ora prendono fiato, ma soprattutto si rivelano un servizio sociale utilissimo in questa emergenza sanitaria. I negozi che aderiscono all'iniziativa sono una 50ina divisi nelle varie zone di Padova. Per vedere la lista completa di tutti i negozi aderenti basta collegarsi al sito Padovanet, che è il sito del comune di Padova. All'interno ci sono tutti i negozi, in particolare di generi alimentari, suddivisi per zone e con il numero di telefono che può essere utilizzato proprio per fare gli ordini e ricevere i beni a domicilio, ovviamente poi con le dovute accortezze per evitare che ci siano contatti personali. Un servizio rivolto agli anziani e alle persone in difficoltà, ma non solo. Si possono ordinare i prodotti e poi accordarsi per la consegna. Nella lista ci sono panifici, salumerie, negozi di ortofrutta, ma anche gelaterie, ottici e pizzerie. Molte persone stanno quindi riscoprendo l'utilità di avere un negozio di vicinato vicino a casa e il servizio si sta rendendo veramente molto utile. Per chi invece ha bisogno proprio di un supporto fisico c'è il progetto Noi ci siamo, sempre presente sul sito del comune. L'assessorato al sociale, la diocesi e il centro servizi volontariato abbinano il progetto a una campagna di raccolta fondi destinata a chi ha più bisogno. L'obiettivo è dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria, affinché non si traduca anche in un'emergenza sociale. Coinvolti anche i senza fissa dimora. In quel caso coinvolgono dei volontari del CSV che possono anche andare a fare la spesa al supermercato, risolvere altri problemi o anche semplicemente parlare con le persone che possono avere più bisogno anche di un confronto in questa fase difficile. Quindi la soluzione c'è, basta trovarla, ci sono le soluzioni a disposizione anche per evitare di muoversi per la spesa, soprattutto ovviamente per gli anziani. Allora, torniamo alla questione controlli. Questa mattina il nostro Lucio Zanato a Treviso ha fatto un giro proprio con la polizia locale che documenteremo questa sera
nel corso dei nostri telegiornali, anche nella seconda parte dell'edizione straordinaria. Volevo capire da Lucio com'è andata. Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Allora, intanto vi dico subito che sono appena uscito da un'intervista con il signor Prefetto, il quale ha detto che ci sarà un ulteriore giro di vite e di controlli da parte di tutte le forze dell'ordine. Oggi ha avuto una videoconferenza, un comitato in videoconferenza come si usa in questo momento, nel senso a distanza con tutti i comandanti, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia, insomma, praticamente tutte le forze dell'ordine del nostro territorio. Giro di vite ulteriore di controlli, tolleranza zero, per cui non sarà lasciato indietro nessuno. Io devo dire la verità, ho visto, tanto per intenderci, una volante della polizia pochi minuti prima di salire dal prefetto che ha fermato 2 stranieri, perché la realtà è soprattutto, diciamo così, da parte degli stranieri che probabilmente hanno difficoltà di traduzione, non so come spiegare bene. Fatto sta che ad esempio l'esercito che noi abbiamo a disposizione è stato messo a presidiare soprattutto i luoghi dove ci sono i richiedenti asilo, proprio perché ovviamente loro sono in stato di libertà, però evidentemente non hanno appreso bene quali sono le nostre regole, quindi il prefetto ha deciso di mettere l'esercito vicino alle caserme dove ci sono i richiedenti asilo. Questo per quanto riguarda le informazioni da parte del prefetto, che peraltro mi pare da qualche minuto abbia ricevuto quella che, se non sbaglio, è l'ordinanza del governatore Zaia, non so se per caso in una conferenza stampa di oggi. Sì, ha dato tutte le informazioni sulla nuova stretta dell'ordinanza. Quindi esatto, che è arrivata proprio mentre io ero lì, direttamente dal prefetto, per cui in tempo reale noi stiamo monitorando quella che è tutta la situazione. Questo per quanto riguarda l'autorità della prefettura. Poi per quanto riguarda i controlli, nel particolare ad esempio della polizia locale, quest'oggi il comandante Gallo ha predisposto un servizio di controllo alle principali entrate della città, e quindi il risultato è stato in poco più di 2 ore 56 controlli continui anche con il drone, e di questi 3 con denuncia penale, che non vuol dire le 200 euro eccetera, ma vuol dire anche fedina penale sporcata, perché si finisce davanti al giudice. Questo va ribadito per tutte le persone che sono in giro senza un giustificato motivo, adesso più che mai quando poi sarà applicata la nuova ordinanza, perché si rischia veramente tanto sotto il profilo legale, personale, e non vale la pena. È un momento così, bisogna stare assolutamente a casa per il bene delle persone che sono più, per il bene nostro, ma anche delle persone che ci sono intorno, per tutti i cittadini. Non basta questo, non abbiamo un'attenzione perché abbiamo il pelo sullo stomaco. Attenzione, perché la stangata è pesante, perché è penale, quindi si sporca la figlia penale con annessi e connessi precisi. Questo l'ha ribadito sia il comandante Gallo, ma soprattutto il prefetto, che ha detto: io sono rimasta allibita della leggerezza che alcuni cittadini hanno nell'affrontare questo momento. Molta gente non capisce quanto difficile sia, ma nello stesso tempo quanto importante sia rimanere a casa e garantire questo rimanere a questa distanza, chiamiamolo così, che vuol dire fermare il contagio. L'ha raccontato, l'ha garantito, la dimostrazione pratica. Ecco, noi dobbiamo arrivare a questo livello e ci arriveremo con le buone o con le cattive. Queste sono le parole del prefetto pochi minuti fa. Benissimo, grazie. Allora, grazie a Lucio Zanato. Ovviamente questa sera vedremo il tuo viaggio, insieme alla polizia locale di Treviso, e quindi i controlli, e anche le parole del prefetto sono importanti. Avete sentito, recependo pure le ordinanze con le nuove misure restrittive della regione, ha detto tolleranza zero, sarà tolleranza zero. Lo si vede chiaramente, perché c'è davvero un giro di vite sulla questione controlli. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte dell'edizione straordinaria. Io vi leggo allora gli ultimi 2 aggiornamenti. Vi ricordo
4.031 i contagiati in Veneto, con 12.432 isolati. C'è un nuovo caso di contagio a Vo, focolaio che sembrava spento. Zai ha parlato di una situazione fisiologica, dice non lo preoccupa. 236 pazienti in terapia intensiva, 131 i decessi, con un decesso a Verona, e il cluster di Verona è quello che, dice Zaia, ci preoccupa molto per la sua vicinanza a Brescia, perché sta aumentando in modo esponenziale. Di fatto sembrava la provincia meno coinvolta all'inizio di questa emergenza, in realtà poi invece è diventata un cluster importante. E poi le ordinanze con le nuove misure, le nuove restrizioni imposte dalla Regione, che era stata promessa ieri dal governatore Zaia e che diventano operative da oggi, che abbiamo ribadito e ripetuto più volte. Le risentiremo ovviamente successivamente. I controlli ci sono, i controlli aumenteranno evidentemente ancora di più. E questa è la situazione. Allora, come sempre, alla fine della nostra prima parte dell'edizione straordinaria lasciamo il posto a voi, lasciamo il posto allora ancora ai vostri messaggi. Ci ritroviamo come sempre, come di consueto, alle 17:30. Riprendiamo dunque da lì il racconto di questa nuova giornata sul fronte dell'emergenza coronavirus, e poi i nostri telegiornali, e poi ancora dalle 20 alle 21 come sempre. Appuntamento alle 17:30, ma prima vi lascio ancora una volta ai vostri andrà tutto bene, ai vostri messaggi di speranza, insomma di resilienza in questa emergenza che davvero ci sta preoccupando, ma ci fa andare avanti comunque. State a casa!